E siamo live. Ciao a tutti, ciao a tutte, benvenuti a Tintoria. Io sono il conduttore Stefano Rapone e oggi intervisto il nostro ospite che è Daniele Tinti. Ciao Daniele. Ciao Stefano, ciao a tutti, ciao a tutte. Grazie Ciao dell'invito. Daniele, come stai? Bene, bene, dai, non c'è male. In realtà mi hanno tolto un dente del giudizio ieri e quindi sto un po' rincoglionito, però insomma, per tintoria sono riuscito a stringere i denti. Vedi, ti ha fatto male Allora, non mi ha fatto toglierlo. male, è la prima volta che mi tolgono un dente del giudizio e un po' ho sottovalutato, è una di quelle cose che quando la gente se lo leva io dico vabbè ma se lo levano tutti non sarà male, e mi hanno levato uno di quelli di sopra che era pure dritto, cioè nel senso stava solo là, era un po' fuori posto, quindi non mi hanno neanche dovuto fare operazioni o cose, mi hanno fatto l'anestesia locale, poi hanno preso una pinza, tipo hanno fatto gnic, 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 l'hanno tolto, è andato dritto. E quando mi è passata l'anestesia, ieri c'avevo proprio sto dolore dentro la faccia che mi ha sfondato. Oppure adesso, comunque sia, mi sono preso un Oki perché non sto ovviamente sotto antibiotico e poi cioè, per non svarionare durante tintoria. A gennaio mi dovrò togliere quello di sotto che invece è gigante, è incastrato qua. Cioè, se tocco qua me lo sento da fuori la faccia e sono terrorizzato adesso. Terrorizzato. Che grande professionista. Io ce li ho tutti e quattro, tutti storti, dovrei togliermeli, ma ho paura e quindi soffro. Guarda, ti Mi capisco, a dispiace. me la prima volta che la dentista mi ha detto che mi devo togliere i denti era tipo 2 anni fa, pure di più, e io ho detto, beh, ma se me li levo poi posso andare sul palco? E lei ha detto, no, per almeno una settimana se ti levi quello di sotto non puoi andare sul palco. E io ho usato quella come scusa dicendo, beh, allora non c'è più niente da fare, visto che io sono un animale da palcoscenico. Adesso, visto che insomma c'è voluto una pandemia per Quindi questo sarebbe costringermi. il momento giusto sarebbe per toglierseli, io non lo sto facendo tra l'altro, quindi va bene. Sono contento di sapere che però almeno tu li hai tolti e quindi almeno tu sei sano, diciamo Sì, così. sì, sì, adesso c'ho sto E- buco qua, sto mangiando cibi semiliquidi e freddi da ieri, però insomma immagino ci siano destini peggiori nella vita di una persona. Certo. Vabbè, io comunque sia, tu sai questo, in questo podcast io comincio sempre dicendo dove ho conosciuto l'ospite Sì, e noi ci siamo conosciuti lo stesso giorno, l'abbiamo detto tante volte, ci insomma, siamo quella conosciuti lo sera... stesso giorno, cioè tu mi hai conosciuto lo stesso giorno in cui ti ho conosciuto io? Ah no, Questo stai aspetta, dicendo? forse ci siamo... No, aspetta, in realtà forse ci siamo visti prima io e te. Eh, Possibile? O no, era lo no, stesso giorno? non credo, io penso che io e te ci siamo visti la prima volta all'Oppio Caffè a quell'open mic. Ah no, e poi Dove dopo io e pensi? Luca abbiamo fatto la serata, era dopo quella che abbiamo fatto io e Luca, dove c'eri Non, anche s- tu però. non so, no, quella serata di Luca Alchino? Sì, era Io dopo quella quella, non sì, è vero. c'ero. Io alla serata di Luca Alchino che io ho visto, non era quella dove c'eri tu. Ah no? Io ho visto quella, se potevi, ho visto quella andata male. Era quella. C'eri tu? Non mi ricordo. Mi Non mi pare, no, non lo ricordavo. so. Non Qual mi è quella andata ricordavo, male? però era, lui una sera, lui ha fatto 2 serate al Chino, una prima è andata molto bene e una dopo è andata relativamente meno bene. Ok. E io c'ero solo alla seconda e lui penso che l'avessi già conosciuto all'open mic, forse c'eri tu, però mi ricordo che in quel periodo io ancora mi facevo le canne e c'era quest'erba che si chiamava AK47 che Ok. mi ricordo proprio che io stavo con i miei amici in giro per il Pigneto a fare non hai capito che è sta roba, cioè ci sembrava di essere intrippati con quest'erba e quindi stavo super adrenalinico per quest'erba molto buona. Adesso se facessi un tiro di AK47 adesso che immagino fosse un'ibrida molto più sativa che altro, dovrei andare in terapia intensiva direttamente fregandomene delle norme Covid, però all'epoca forse mi sono perso la tua apertura. No, non mi ricordo se era un'altra, perché io mi ricordo che in una tu c'eri, però non mi ricordo quale delle due fosse. Vabbè, Allora era comunque quella là, sia, ma secondo me era già ci eravamo conosciuti all'open mic all'Oppio Caffè. all'Oppio Café, quella famosa serata dove ci siamo conosciuti più o meno tutti, Sì, diciamo, io, te, sì, sì. Luca, Michela, Carmine, eccetera, eccetera. E che ricordi hai di quella sera? Della prima sera, allora ricordo che ero terrorizzato. Cioè, ognuno di noi doveva portare 5 amici, quella era la regola dell'open mic all'Oppio Caffè, essendo un open mic che costava tra l'altro 12 euro, però essendo l'unico
l'unico locale dove si faceva stand-up, c'era questa regola che aveva messo Saverio Raimondo, che poi quando io e Luca abbiamo continuato a fare l'open mic all'Opera Caffè abbiamo tenuto, perché se no non ci sarebbe mai stato pubblico. Ognuno doveva portare 5 persone, che in americano, in inglese si chiamano i bringers, i bringer show, quelli dove devi portare tu la gente. E là dovevi portare gente a pagare 12 euro, peraltro, per mangiare cibo, oramai lo possiamo dire, di merda. Non lavoriamo più in quel locale, però era un aperitivo infame. Come diceva Saverio, fanno la salmonella come la fanno a casa mia, quindi era buonissimo. Esatto. E io avevo portato un po' di amici a supporto e c'avevo sto monologo in cui parlavo di Dio, secondo me. Parlavo, sì, che non ho mai più rifatto. Non era le Clarks? No, le Clarks, là già lì avevo dovuto un po' assaporare il palco per produrre quel grandioso monologo. No, il primo era tipo su Dio, sul mio dialogo con Dio, che forse adesso lo saprei anche scrivere meglio, sul fatto che Dio ti aiuta quando tu lo interpelli per le cose piccole, e quindi quando poi ti rivolgi a lui per le cose grosse, lui fa tipo: ma come, scusa, so 20 anni che mi fai, ti prego Dio non mi far perdere l'autobus, e non lo perdi, poi adesso è tipo: ti prego Dio, fa che la mia ragazza non sia incinta, mo pure non mi ricordo, una cosa così, insomma. E mi ricordo grande paura, e soprattutto mi sono confrontato per la prima volta con una cosa che poi mi è rimasta per anni, cioè che voi facevate battute, tu facevi battute, e quindi la gente rideva. Io per arrivare alla prima risata, comunque sia in open mic dove avevo 5 minuti, per il mio stile, soprattutto all'epoca, a me i primi 2 minuti erano solo io che parlavo e non arrivava mai la prima risata, quindi i primi 2 minuti era proprio io che sudavo, e poi partiva il monologo e poi mancava 1 minuto e mezzo ed era finito. Però era andato ok, e tu invece eri bravissimo. Ricordo che io flexavo molto, perché ero andato per penultimo, tipo per ultimo, perché ci hanno estratto a sorte, e no, io per penultimo, prima di te ero andato, mi sa. Non mi ricordo. Non mi ricordo, però ricordo che Forse. ero molto, insomma, era andato molto bene, non avevo visto tutti quanti, era andato molto bene, cioè molto bene per essere un open mic, e nella mia testa dicevo: vedi, sono andato meglio di tutti. E poi sei arrivato tu che stavi là tutto serio, all'epoca si diceva questo fa anti-comedy, che guardavi in basso, e dicevo: guarda che bravo che tiene sempre il personaggio. Invece ero io. E invece, invece eri tu, non tenevi nessun personaggio, con alcune battute che secondo me verosimilmente ancora fai. No, in realtà quelle non avevo battute, mi sa, in quel pezzo. Beh, Era scusa, c'era abbastanza... la grande rapa, No, non no, quello era... era dopo, quello era più tardi. Ah, Quello era proprio io, anzi, dicevo che non avevo battute, e quindi facevo un pezzo in cui dicevo adesso andrà a succedere a sì, sì, questo, sì, succederà a quest'altro. Esatto, e poi stavo in silenzio per tipo 1 minuto, e finiva così. sì, sì, mi Quello ricordo era... che forse ho pensato senza dire ad alta voce, o forse ho detto ad alta voce solo ai miei amici: ah, mo fai il colpo di tosse. Pensa quanto ero arguto. Hai visto? Sì, sì, L'avevi sì. previsto. Che forte, che forte. Lì ho capito, forse anch'io posso fare il comico, se prevede colpi di tosse di rapone. Ma infatti io questo ti volevo chiedere, cioè, come ti è venuto in mente di fare questa cosa? Cioè, da che è nata? Come sei arrivato poi lì, tra l'altro? Perché alla fine era cioè, quell'open mic, non essendoci stati altri open mic prima di quello, comunque era gente che in qualche modo già gravitava intorno a quell'ambiente, però non so tu come sei arrivato lì a Allora, fare io quella sono serata. arrivato lì scrivendo a Edoardo Ferrario se c'era un open mic, mesi prima che loro lo organizzassero, e lui mi disse: no, guarda, non esistono open mic. E poi mesi dopo mi ha scritto: guarda, io, De Carlo e Raimondo ne stiamo organizzando uno, scrivi a Saverio e iscriviti. E quindi ero andato là. E in realtà io Ferrario non è che lo conoscessi, ci avevo parlato una volta perché lui presentava una serata organizzata, o comunque pensata da amici miei, alle Mura, che era tipo una serata stranissima organizzata da Marcello Newman, che salutiamo, in cui ognuno doveva scrivere in modo anonimo la propria colpa più grande, la propria vergogna più grande su un bigliettino, e poi tutti quanti, tipo come espiazione delle colpe, le colpe venivano lette ad alta voce sul palco, e se uno a quel punto diceva sì, questa cosa vergognosa l'ho fatta io, tipo vinceva una birra.
solo che il presentatore era Edoardo e quindi ovviamente ogni volta leggeva una colpa, faceva un botto ridere e quindi tutto questo senso di redenzione si era un po' perso. E alla fine di questa cosa c'è stato un karaoke dove io, Edoardo, Maurizio Montesi e Matteo Keffer abbiamo cantato I Want It That Way dei Backstreet Boys. È l'ultima volta anche che ho cantato un karaoke in vita mia, non credo che Edoardo se lo ricordi. Maurizio Montesi peraltro è regista di i programmi che Michela Giro ha condotto su Comedy Central, tra le altre cose. E quindi lui l'avevo ecco, mezzo visto, mezzo conosciuto, poi avevamo degli amici in comune di Monteverde e quindi avevo scritto a Edoardo. E in realtà... Vai. No, in realtà c'è una cosa, io avevo quindi, vedendo Edoardo, avevo pensato, ah, vedi, questa cosa la vorrei fare, e avevo deciso di fare un monologo, e questa è una storia stranissima, di cui ad oggi non mi so dare una spiegazione. C'avevo sto monologo sui panda, tratto da una cosa che mi ha raccontato mio padre. Cioè mio padre un giorno a tavola mi racconta di come i panda siano degli animali protetti, ma sono gli animali di merda perché sono pigri e non si accoppiano, e noi ci preoccupiamo dei panda che però si mangiano solo il cuore del bambù, quindi per ogni panda quando c'ha fame deve sbracare tutto il bambù per mangiarsi solo il cuore del bambù. E mio padre mi ha raccontato un giorno a pranzo questa cosa a tavola, a me, a mia madre e a mio fratello, e faceva ridere, e io questa cosa l'ho riraccontata varie volte a amici, cioè così semplicemente facendo un po' il clown del villaggio, raccontavo questa cosa che faceva ridere, e quindi ho pensato potrei raccontare la cosa dei panda sul palco. Poi questa cosa non l'ho mai fatta e insomma l'ho un po' persa. Ho detto vabbè, non scriviamo il monologo sui panda, ho iniziato a scrivere monologhi miei, se non che in uno special di Jim Jeffries, non mi ricordo se è l'ultimo o il penultimo, Jim Jeffries ha 5 minuti sui panda che sono esattamente i 5 minuti di mio padre. Non sto scherzando, sono gli stessi panda material, gli stessi panda jokes che mio padre mi ha fatto a pranzo ormai tipo 7 anni fa, 8 anni fa. E io non so come sia possibile, probabilmente perché cioè, ci sarà una fonte all'origine comune, cioè mio padre avrà letto da qualche parte queste cose, eppure Jim Jeffries le avrà lette, solo che Jim Jeffries, al contrario mio, ha avuto il coraggio di portarle sul palco, addirittura su Netflix. Quindi io a un certo punto su Netflix mi sono visto Jim Jeffries e ho visto lo stesso monologo che mio padre mi ha fatto a tavola tipo 6 anni prima e che io non ho mai portato sul palco, però io quello in teoria volevo portare all'inizio. Ma magari si sono incontrati, cioè magari qualcuno ha copiato da qualcun altro. Cioè, o Guarda, tuo padre l'ha raccontato a Jim Jeffries e ha visto come andava con Jim Jeffries e quindi ha detto, ah, la posso raccontare a mio figlio, oppure il contrario, cioè tuo padre l'ha visto fare da guarda, Jim Jeffries e ha non pensato, non c'è so, ancora internet, no. non so dove mio padre possa aver visto Jim Jeffries, però non credo Jim Jeffries facesse questa roba su internet, cioè avrebbe dovuto vedere Jim Jeffries dal vivo, perché mio padre me l'ha raccontato tipo 5 anni prima che fosse uscito lo special su Netflix. Quindi non so, quindi per questo penso ci sia, cioè questa cosa dei panda che rompono il cazzo fosse una cosa che girava, o comunque sia una fonte comune che è arrivata a mio padre e a Jim Jeffries, e Jim Jeffries poi anni dopo l'ha portata sul palco. Altrimenti proprio non mi spiego come sia possibile. Che tuo padre e Jim Jeffries sono uniti dai panda, dall'idea che poi mi piace molto questa idea che il panda mangia il cuore del bambù, cioè come uno che è come uno che c'è i Ringo e li apre e mangia solo Esatto, la crema dentro e poi butta il resto, quindi effettivamente è è brutta come come noi, cosa, è come noi, però non si fanno queste cose. è un animale fallibile come noi il panda. E quindi tu hai sentito questa storia da tuo padre Sì. e hai detto questa la posso fare sul palco, però tu avevi cioè conoscevi, sapevi che che c'era la stand-up? No, quando ho Oppure... sentito questa storia, ma perché era veramente stato il 2010, io non avevo mai visto un monologo di stand-up in vita mia, identificandolo come stand-up. Io considero che comici che ho visto pochi comici in generale, a casa mia non si guardava la televisione, quindi ho sempre visto pochissimo, anche Zelig. Mi ricordo una volta avevo visto 5 minuti di Raw di Eddie Murphy, doppiato in italiano, ma insomma neanche capivo bene cos'era. Poi dei miei amici una volta mi hanno fatto vedere sempre Raw, però in inglese non capivo niente, tipo me l'hanno fatto vedere quando avevo 16 anni.
però non avevo mai pensato di poter fare stand-up. Poi vedendo Ferrario, prima ancora di andare in Erasmus, ho detto, vedi, lui fa sta cosa, e non l'avevo ancora identificata come stand-up comedy. Eppure lui non è che l'era andato a vedere dal vivo, era andato a vedere lui che presentava sta serata, e poi in Erasmus, in depressione in Inghilterra, mi facevo 1 miliardo di canne e credo di essermi imbattuto in un video di Louis C.K. e poi YouTube mi ha consigliato uno di Dave Chappelle, e all'epoca su YouTube, so che all'epoca sembrava, però tipo nel 2012 su YouTube c'era molta più roba di quella che c'è adesso, perché non c'erano piattaforme streaming, la stand-up non aveva ancora la fama globale, c'erano proprio gli anni in cui diventava una cosa globale, di cui io sono stato completamente investito dal successo della stand-up su YouTube, e quindi poi sono andato a Rota a vedere Louis C.K., Dave Chappelle, Chris Rock, e mi guardavo tutta stand-up, e poi insomma ho scritto i primi monologhi in inglese e poi li ho adattati in italiano. Ma avevi pensato anche di farlo in inglese, quindi lì, Beh, immagino, no? io col fatto ho fatto 9 mesi di Erasmus in Inghilterra, dopo un po' che vivi in un altro paese inizi a pensare in un'altra lingua, cioè io sognavo in inglese, pensavo in inglese, cioè pure tra me e me io pensavo in inglese, quindi i primi monologhi, vedendo solo cose in inglese, stando in Inghilterra, li pensavo in inglese e li scrivevo in inglese, e però appunto erano robe tipo sull'amore, ma cose assolute, se la vostra ragazza, se questa cosa che appunto se forse se sei Chris Rock funzionano, però se sei Daniele non funzionano. Infatti poi la maggior parte di quelle cose non le ho mai tradotte, tranne in realtà un monologo che è uno dei primissimi monologhi che ho scritto in inglese, che poi mi porto indietro ancora adesso, e anzi, se posso se posso dare questa preview, tra pochissimo caricherò su YouTube un video abbastanza lungo, e quel monologo l'ho scritto la prima volta in maniera molto più grezza, in maniera molto più raw, se posso, l'ho scritto nel 2012 in inglese, quando ancora non sapevo niente. Pensavo The Saints. Guarda, The Saints resta per me incomprensibile come l'ho scritto e come l'ho partorito. L'unico monologo in terza, cioè che non parla di me, del mio repertorio, è uno dei miei primi monologhi. Vi invito tutti ad andare, guarda, questa puntata in realtà è tutta per fare andare le persone a vedere i miei video su Infatti YouTube. potresti mettere la cosetta qui sopra su YouTube che viene, come si chiama quella roba, la Sì, notifica, sì, tu clicchi, così ci stanno i santi e poi, certo. esatto, si vedono, sai, così mettono pausa, lo vedono e dicono, ecco di cosa stavano parlando. Sì, beh, lo faccio. Dei santi. One Minute, Giovanni Rana, Saint Now. Non so come si Tra dice. l'altro, il giorno in cui Dio non voglia Giovanni Rana ci dovesse lasciare, io sono in rampa di lancio per prendermi Certo, almeno 3.000 visualizzazioni in più. certo. E quindi allora questa è la tua parabola, cioè cominci Sì. in una sera per caso vedi Edoardo e poi dopo un po' questa cosa, questo germoglio Questo rimane in seme. te, esatto, e poi, come si dice, fiorisce e diventa il bel fiore che sei diventato adesso. E, però diciamo facciamo cioè, scaviamo anche sulla vita privata di Daniele Tinti. Sì. Cioè tu, prima di fare il comico, hai fatto tanti altri lavori, hai fatto altre cose, hai fatto altre esperienze che magari vuoi raccontare. Chi è Daniele Tinti? Diciamo, partiamo dalle origini. Cioè tu appunto nasci a Roma, Sì, giusto? Poi però giusto. vai all'Aquila. Vado all'Aquila a 2 anni. Perché? Vado all'Aquila a 2 anni perché i miei non volevano crescerci in città e si sono trasferiti insieme ai miei zii, che insomma, i miei zii hanno comprato una casa in campagna all'Aquila, e al piano di sopra di questa casa sono andati a vivere mio padre e mia madre, e mio zio e mia zia hanno fatto una figlia contemporaneamente a me, e quindi eravamo io e mio fratello e i miei al piano di sopra, e al piano di sotto
gli zii con le mie due cugine e poi più tardi mio cugino che insomma ha 6 anni meno di me, quindi è arrivato dopo. Però volevano crescerci in campagna, poi mio padre tecnicamente è nato all'Aquila ma per giri strani, quindi insomma siamo un po' aquilani e siamo andati all'Aquila e ci siamo rimasti fino al terremoto. Ah, quindi cioè, c'era già casa all'Aquila, cioè siete andati lì apposta per Noi siamo voi. andati lì apposta per far crescere noi, e però non so come, cioè che l'appartamento mio, diciamo, all'Aquila, quello dove vivevo quando facevo le medie e il liceo, era di mia nonna, perché era una cosa data dai militari. Mio nonno, che non ho Mm. conosciuto, era un militare, e non so se addirittura suo padre gli è stato dato questo appartamento, che una volta si davano gli appartamenti ai militari, e quindi c'era questo appartamento dove andava tipo l'estate, la famiglia di mio padre andava lì, che è il motivo per cui mio padre è nato lì e ci ha vissuto sporadicamente. E quindi poi dalla casa in campagna, quando io ho iniziato le medie, ci siamo trasferiti in centro all'Aquila, che per due ragazzi adolescenti, devo dire, il centro era molto più comodo di Scoppito, che comunque salutiamo. Era proprio campagna, non era quindi la casa che avevi, cioè che hai anche adesso, era proprio No, no, era proprio un altro quella posto. dove quando ero bambino vivevamo proprio in campagna, sì. E quindi tu hai degli avi militari. Io ho degli avi militari, sì, che non ho conosciuto nessuno, nel senso che mio nonno è morto quando avevo 1 anno. Però all'Aquila ogni tanto capitava, tipo quando io giocavo a rugby, oppure anche quando ho fatto 1 anno di tennis, e dicevo il cognome, dicevano, ah, come il generale Tint. Io dicevo, sì, era mio Vedi? nonno, perché poi, sai, l'Aquila era una città di militari, poi, insomma. Forse è per questo allora che ti scambiano spesso per una guardia, perché ce l'hai un po' nei geni, diciamo Ce l'ho così. un po', Potrebbe sì, sì, essere. io ho un po' la disciplina militare nel sangue. Allora, visto che hai citato il rugby, io ti faccio questa domanda perché molti del pubblico mi hanno chiesto notizie su di te sul rugby, cioè fino a quando hai giocato, come... Veramente? Sì, sì, un sacco di gente mi ha chiesto, anzi, poi te le leggo precisamente, Sì, le devo ritrovare. Intanto parlami del rugby, poi ti dico quelle specifiche. del rugby come sport. Sì, No, no, allora, il rapporto a te, diciamo. l'Aquila è una città di rugby, prima soprattutto, però insomma l'Aquila per la città piccola che è, comunque sia, c'ha 5 scudetti, l'Aquila Rugby, e quindi c'è un po' una cultura rugbistica all'Aquila. E quando ero bambino, il padre di un mio amico che era scozzese, ho detto perché non andate a giocare a rugby quando avevo tipo 9 anni. Sono andato, mi è piaciuto, ci ho giocato da bambino, poi mi sono fermato tipo alle medie, ho ricominciato al liceo e ho smesso a 17 anni. Una cosa del genere. È stato molto bello, sono molto contento di aver giocato a rugby, è stato anche molto faticoso, umanamente oltre che fisicamente, però bello. Perché faticoso umanamente? Perché allora, qua su questo è successo a 15 anni. 15 anni è quando noi facciamo il campionato, si chiama il campionato d'Elite, che era il massimo campionato che si potesse fare a livello giovanile. Noi eravamo in questo girone centro-sud, fai conto, del centro-sud Italia, e quindi era proprio, ci allenavamo la settimana e la domenica giocavamo a Roma, a Benevento, a Frascati. ehm, la prima domenica che abbiamo giocato, quando avevo 15 anni, quindi quando era proprio diventato un torneo vero, mi ha preso un'ansia che non avevo mai avuto, cioè proprio un'ansia terrificante. E l'ansia la domenica, quando era il momento di giocare, me la sono tenuta dai 15 ai 17 anni, quando non l'ho superata, però l'ho ignorata. Cioè io avevo una paura di sbagliare che mi veniva solo la domenica, in allenamento no. Quindi giocavo molto peggio la domenica di come non giocassi in Mm. allenamento, e questa cosa era frustrante in modo indicibile, perché comunque ti alleni sempre, tutti i giorni, in un certo modo. C'erano pure anni in cui ero abbastanza bravo, però poi quando arrivava la domenica mi veniva quest'ansia terrificante, chiaramente senza mai dirlo a nessuno se non ai miei genitori. Non avevo gli strumenti per aprirmi e dire al mio allenatore, ai miei compagni di squadra, che mi veniva neanche sapevo che cosa fosse l'ansia, probabilmente. Però c'avevo sta paura paralizzante di sbagliare, che è brutale da avere, e a 17 anni non l'ho superata, semplicemente l'ho ignorata, cioè ho imparato a schermarla e a dire ok, questo mio problema adesso lo ignoro
e questa è una cosa che poi è un difetto che mi sono portato dietro per un sacco di anni, si è proprio accumulato, cioè se hai paura di qualcosa ignoralo, cioè fai finta di non superare la tua paura, ma fai finta di non avere paura di quella cosa, o comunque schermati da quella paura. Me lo sono portato avanti applicandolo a un sacco di altre cose della vita fino a quando non sono andato in terapia essenzialmente. Ah, pensavo funzionasse invece così la cosa, invece no, No, dici no, no, non ignorarlo funziona. No, non non funziona. Cioè, funziona. per me non ha funzionato, per me mi si è solo accumulato e poi dopo un po' ti resta dentro e marcisce là e lo soffri. Vedi, questo è l'ennesimo danno del patriarcato che con il suo maschilismo tossico non ti permette di aprire il tuo cuore ai tuoi compagni di rugby che se no ti chiamano femminiello. Questa Sì, è un sì, po', vabbè, diciamo, tanto la Femminiello. situazione. Guarda, in realtà all'Aquila Rugby, quando ci giocavo io, l'omosessualità talmente tanto non era contemplata che neanche ci davamo del frocio come insulto, cioè nel senso era proprio un mondo neanche omofobo per quanto non era contemplato che tu potessi essere omosessuale. Spero si possa dire qui quella parola, non è Twitch questo, si può No, ancora non è qua. Twitch, si può dire frocio, sì, certo. Ci dissociamo in ogni caso, visto che non si sa mai come. No, infatti ci chiedevano comunque per quanto e fino a che livello ha giocato con l'Aquila Rugby, quindi l'hai detto, Sì, sì, fino all'Under 17 o 18. Boh, non so il livello, io mi ricordo si chiamava il campionato d'elite, poi vai a capire. e l'altra è chi era secondo lui quello che nell'Aquila Rugby Under 17 menava di più? Menava? Menava. Allora, dipende cosa si intende per menare. Diciamolo in Però, entrambi i sensi, immagino siano due sensi, quindi eh, uno fisico e uno di forza, suppongo. Chi era no, più forte? No? allora diciamo, guarda, diciamo Marco, il capitano Marco, che salutiamo, adesso c'ha un figlio. eh, che era, Ciao sì, Marco. sì, lo conosco da quando siamo bambini perché tipo la sorella andava in classe con mio fratello e Marco sia menava che menava rugbisticamente. No, in realtà finimmo a giocare ad Avezzano, ci stava Giambattista Venditti che poi è finito a giocare in nazionale, ha fatto tutto il percorso con la nazionale e ha smesso adesso, lui adesso difficile, ne ha 3, c'ha la mia età e ha smesso e devo dire che la cosa bella del rugby quando lo giochi ad alto livello è che ogni tanto ti scontri con delle persone che ti fanno capire che non siamo tutti uguali davvero, cioè che fisicamente c'è gente migliore di te Mm. e lui infatti è quello che ha proseguito a livello più alto, era questo qua che a 16 anni a un certo punto era un vitello che correva a 200 all'ora, persona squisita, straordinaria, che però io li vedevo spostare persone di 100 kg solo con la forza degli avambracci senza perdere velocità e dice, ah, vedi, ecco, queste le persone poi diventano gli atleti professionisti. Dici una cosa un po' innata, cioè Sì, 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 ce sì. l'hai. L'atletismo oltre un certo livello è innato, cioè ci sono poi tra gli atleti c'è chi è più bravo, chi è meno bravo, chi è più atletico, chi è meno atletico, però ci sono persone che nascono in un modo e sono così. Ma io quindi volevo farti un'altra domanda riguardo la tua educazione, perché come Vai. ne abbiamo già parlato anche nella mia puntata, cioè tu sei cresciuto quindi senza videogiochi o comunque con pochissimi. Pochi videogiochi, vide- sì. La regola a casa, quando regalarono il Super Nintendo a mio fratello, la regola era un'ora al giorno ogni primo giorno del mese. Quindi noi il primo, cioè tipo adesso il 4 dicembre, tipo 4 giorni fa ne avremmo giocato un'ora, mezz'ora lui e mezz'ora io e poi basta. E a che giocavate questa mezz'ora? Allora, al Super Nintendo noi c'avevamo Super Mario World, Mm, bello. Mario Kart, un gioco del quinto elemento. Poi a un certo punto dei nostri cugini ci prestarono un Double Dragon e, e per il Super Nintendo mi sa basta. Cioè, no, Yoshi's Island. Yoshi's Bello. Island e sì, mi sa questi era nel nostro roster di videogiochi per il Super Nintendo. Ma e com'era questa mezz'ora? Cioè, nel senso, tu giochi a Super Mario per mezz'ora, però fa un livello, cioè 3 Sì, livelli. Quanto fai? sì, sì, sì. Giochi pochissimo e poi, cioè, però, sai, se giochi solo quella mezz'ora ti sembra tanto, soprattutto quando sei bambino. Non è che io Mm. giocassi ai videogiochi a casa di qualcun altro. Poi quando
cioè, alle elementari abbiamo iniziato ad andare a casa di altri che avevano la PlayStation e ci potevano giocare tanto, abbiamo cominciato ad accusare questa cosa e mio fratello ha iniziato tutto un percorso di guerra contro i miei che l'avrebbe portato poi ad ottenere più ore e poi 0 ore quando si andava troppo male a scuola, e questa battaglia costante tra primogenito e genitori per ore di videogiochi, rendimento scolastico, io la guardavo, diciamo, da bordo campo. Camminavo sulle macerie. E tu poi quindi alla fine cioè, hai beneficiato della lotta che ha fatto tuo Sì, fratello, sì, dal immagino. punto di vista videoludico lui litigava e io camminavo appunto sulle macerie, anche se in realtà ne soffrivo quando al liceo a un certo punto, cioè tipo al primo compito di matematica dove lui prendeva un brutto voto, ci veniva sequestrata la PlayStation, quindi al liceo, per vari anni del liceo, da settembre a giugno, io stavo senza console. Tutti e due stavamo senza console. E poi alla fine, vabbè, gli ultimi anni c'ho la televisione in camera con la PlayStation in camera e giocavo a Pro Evolution Soccer, come fanno tutti gli adolescenti per bene, ecco. Come Una, facevano tutti gli adolescenti per bene, almeno. un'infanzia difficile, userei di dire. Sì, esatto. Guarda, un'infanzia di stenti. Pure la televisione era uguale, cioè non c'era la TV, e infatti tu mi sa che non vedevi i Simpson, mi ricordo mi hai detto. Allora, no, da bambino no, quando fino alle elementari veramente la televisione. Allora, quando eravamo proprio piccoli piccoli, pure lì c'era una volta a settimana, la domenica sera, ci vedevamo un film con le cugine. E poi crescendo un po' di più si guardava la televisione, ma come momento di famiglia insieme. E poi alle medie, no, alle medie abbiamo cominciato a vedere i Simpson a ora di pranzo, Dragon Ball e tutta quella roba. Ci chiede uno dal pubblico com'era la tua infanzia da fratello minore, classiche mazzate tra fratelli? Allora, in realtà no, perché io come nel rugby non manifestavo aggressività, quella cosa già ce l'avevo nella vita, per cui mio fratello provava a menarmi, che ha 2 anni più di me. Mio fratello mi provava a menare, solo che io non reagivo e questo non dava molta soddisfazione al rapporto violento che si crea tra fratelli, perché se tu meni uno e quello non reagisce, perde il gusto di menarlo. E, tra l'altro, mi sono accorto solo recentemente, la violenza più grande la facevo io, che neanche lo degnavo di menarlo. Vedi? Quindi una delle cose che rimpiango di più è di non aver mai picchiato mio fratello, perché ci avrebbe fatto bene proprio umanamente a tutte e due, secondo me. Però questa cosa ce l'avevo sin da bambino, mi ricordo che i miei mi dicevano, cioè mi dicevano proprio reagisci, devi reagire, perché io stavo là e aspettavo che lui smettesse. E mi ricordo proprio tipo io e mio fratello nel giardino di casa in campagna con mio fratello, e mi insegue e mi tira calci e mia madre è seduta su un muretto e fa: noi non ce ne andiamo da qua finché tu non reagisci. E io continuavo a scappare intorno senza mai reagire, rigorosamente mai reagire. Un'infanzia ghandiana, direi. Gandiana, Sarei ma dire, non lo ghandiana, so. Secondo me no? Gandhi una pizza ogni tanto gliel'avrebbe data. È bello perché ora che la sta raccontando me l'immagino, però con voi come siete oggi, cioè già che vi rincorrete e tu che non reagisci. Però è Sì, più o meno interessante è anche uguale, però c'avevo i capelli da bambino. interessante questa cosa che i tuoi ti dicevano di reagire, cioè per Sì, dire i miei avrebbero diviso, invece no. vi avrebbero diviso perché voi vi menavate, ma invece se le botte sono sempre da un lato solo e l'altro non reagisce mai, insomma, che devi fare? Ho capito. E quindi un pacifista sin da tempi non sospetti. E quindi poi, vabbè, fatto quindi adolescenza all'Aquila, poi c'è stato il terremoto e sei venuto qui a Roma. E, e che hai fatto poi una volta arrivato a Roma? Qual è la vita? Questa è come le origini dei supereroi, capito? Smallville. Di Batman, capito? Cioè, cosa hai fatto poi prima di diventare il Daniele Tinti, podcaster e comico che tutti Il conosciamo? content creator, e facevo Esatto. l'università, mi sono iscritto a Scienze Politiche a Roma 3. Ci ho messo 6 anni a laurearmi, poi io dico che ci ho messo 6 anni per prendere una triennale in Scienze Politiche, in realtà 6 anni e mezzo, solo che comicamente e mezzo non Sì. suona bene. E ho fatto l'università molto male, poi in realtà gli ultimi 2 anni di università già facevo stand-up. Però hai fatto altri lavori prima.
se non sbaglio tu sei, tra l'altro, sei anche un ottimo cameriere. Sì, è vero. Vabbè, perché ho fatto, mi fa piacere, vuoi proprio tappa a tappa tutta la mia vita? Eh sì, No, siamo ho qui. finito il liceo, non volevo fare l'università, mi sono preso un anno sabbatico e quindi sono andato a fare il cameriere a Parigi. E ho fatto il cameriere a Parigi, poi sono stato a Milano a spendere tutti i soldi che avevo da parte e poi sono stato appunto a fare volontariato in Ghana. Qua metto l'altra scheda per il video volontariato in Ghana. E, e sì, ho fatto il cameriere e poi quando sono tornato a Roma tutti quanti facevano l'università e ho detto vabbè vado a fare scienze politiche perché come si diceva è una laurea aperta, ti permette poi di fare tutto. A me non mi ha permesso di fare niente, però sono contento di averla fatta. Ci sono alcuni esami che sono contento di aver studiato, storia contemporanea, storia delle relazioni internazionali, mi hanno lasciato un gusto per queste materie che mi piace pensare che per alcune cose mi siano utili pure quando penso a un monologo da scrivere. Però sì. Qualcosa ti rimane, poi cioè, ti lauri, poi non la usi, ma qualcosa magari Sì, beh, ti comunque sia, aver studiato, aver sentito quelle cose un po' ti rimane, un po' ti rimane. Studiare è ancora importante, diciamo alle ragazze e alle ragazze a casa. Sì, sì, andate a scuola e fate i compiti. Stay in E- school. esatto. Per cui sì, tu però hai fatto anche un'impresa, diciamo, c'è stata una tua impresa che titanica, direi quasi, che ha fatto felici appunto grandi e piccini in questo periodo pre-stand-up, se non sbaglio. Sì, 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 Mi sto esatto. riferendo a quella cosa. Al winner taco. Esatto. Immagino Forse fosse non tutti quello, lo sanno. non al Sì, mio video hard che è uscito. No, anche sì, quello. Sempre sì, connesso ma col... guarda, la cosa del winner taco in realtà ci sto pensando un botto ultimamente perché io mi sono giocato male il mio momento virale. Cioè, io sono stato virale nel 2014 con la cosa del winner taco, quando ancora neanche c'era Instagram, quindi neanche ho potuto girare i fan di Ridateci il winner taco sul mio profilo Instagram. E quindi mi sono giocato la mia viralità per far guadagnare soldi all'Algida. Adesso mi servirebbe quella viralità, adesso che nella vita creo contenuti per YouTube, mi servirebbe essere virale un decimo di come fui virale nel 2014, però mi sono invece giocato tutte le mie cartucce col destino della viralità 6 anni fa ormai per rimettere in commercio un prodotto per cui ho fatto 0 euro e per cui l'Algida ha guadagnato centinaia di migliaia di euro. Ma poi l'hai mangiato questo winner taco oppure alla fine Sì, sì, no, no, l'ho manco ti andava mangiato. così tanto? No, all'epoca l'ho mangiato, guarda, ti dico la verità, non mangio un winner taco da 3 anni. Ah, vedi? Sì, sì, Perché vedi, io pure ero contento, anch'io seguivo questa cosa, ah che bello, winner taco, però in realtà poi non l'ho mai comprato. Quindi No, io sì. all'epoca chiaramente, vabbè, quell'estate là l'ho comprato, però devo dire la verità, non mi ha dato le stesse sensazioni che mi dava da Eh, bambino e poi boh, preferisco pure i gelati artigianali ormai che sono grandi. Ogni tanto gradisco ancora il gelato confezionato, però difficilmente prendo il winner taco, magari viro più su altri gelati. Sempre Algida, so- devo dire che sono molto legato a perché nel bar dello stabilimento balneare dove andavo da bambino c'era l'Algida, quindi una volta che fai la bocca su quei sapori sono settato sui gelati Algida quando vado alle confezionati, però è difficile che mi prendo il winner taco. cosa diresti al Daniele Tinti di qualche anno fa quando si impegnava tantissimo per tornare a far tornare in auge il winner taco e poi invece adesso appunto non lo mangi neanche tanto? Guarda, in realtà sono molto contento di averlo fatto. Cioè, la storia del Winner Tag è stata molto bella. Cioè, io e Alessandro, che salutiamo Alessandro Cino, shout out. Quando abbiamo creato la pagina Ridateci il Winner Taco, l'abbiamo fatto, cioè, proprio sinceramente. Noi rivolevamo in commercio il Winner Taco. E quindi poi era più un gioco, capito? Cioè, stavamo là a pensare status divertenti, a creare fotomontaggi, a farci fare fotomontaggi in realtà da altre persone, dai fan e a creare quindi questa community di gente mezza matta che chiamava i call center dell'Algida, che faceva le shitstorm prima ancora che ci fossero le Al telefono shitstorm le faceva. sia al telefono che sulla pagina Facebook dell'Algida, che era
era bombardata da gente che scriveva ridateci il winner taco. Proprio se tu vai sulla pagina Facebook di quegli anni, se non li hanno cancellati, tutti i commenti sotto tutte le foto sono solo, ma proprio centinaia di ridateci il winner taco. E, però era bello perché era una cosa pura, cioè noi l'avevamo pensata che nel migliore dei casi avrebbero rimesso in commercio il winner taco, fine, nessuno avrebbe saputo che l'avevano fatto perché noi avevamo creato una pagina che tra l'altro era virale, ma tipo era arrivata a 10.000 like, solo che tutti i membri della pagina erano super attivi, quindi comunque sia era virale non nella diffusione della pagina, però nella diffusione dello scrivere ridateci il winner taco dappertutto. E invece poi col fatto che ci hanno coinvolto, col fatto che l'Algida ci ha coinvolto, ha detto ah basta, avete vinto, siete voi, ce l'avete fatta, ecco qua i ragazzi che hanno riportato in commercio il winner taco, guarda che bravi che siamo. Ma che è sto casino che si sente? Stanno facendo le pulizie nell'altra stanza, quindi Ah, ecco, vedi, questo è Tintoria, il podcast della verità. E quando poi ci hanno messo al centro del progetto è diventata una cosa meno romantica ed è diventato reale il fatto che noi avevamo essenzialmente fatto marketing per l'Algida, per un prodotto che l'hanno lanciato, gli è andato benissimo e fine. Quindi noi eravamo diventati, abbiamo fatto pubblicità gratuita all'Algida, che poi è Unilever, quindi è una multinazionale, quindi essenzialmente abbiamo lavorato gratis per loro. per il capitalismo. Per il capitale, assolutamente Quindi, sì. vedi, ancora questi mali del nostro secolo, prima il patriarcato e adesso il capitalismo che ti sfrutta e non ti riconosce niente. Esatto. Quindi questa è purtroppo la nostra vita, facciamo i comici per un po' riprenderci qualche rivincita, ma alla fine Ma alla fine i siamo comici sono sempre... sempre, facciamo intrattenimento e creiamo contenuti, quindi sempre strumenti del capitalismo siamo, purtroppo. Esatto, no, quindi per questo anche per rispondere al nostro spettatore che ci chiede se ti hanno riconosciuto qualche merito, ecco, forse formalmente sì, però diciamo economicamente no. No, economicamente no, ci hanno fatto girare uno spot, ma tipo quell'estate girano vari spot su YouTube e a noi ci fecero girare uno spot dove andavamo tipo dallo psicologo, ma ci hanno dato 150 euro a testa. Dopo lo dico proprio serenamente. Lordi, lordi. Lordi l'abbiamo scoperto quando siamo andati a prenderci l'assegno. Quindi amici, mangiate San Montana, questo era per dire, ci pagano per, No, per sparare, mangiate no, artigianale, mangiate artigianale. artigianale, Support artigianale. your local gelateria. Giusto, giusto. E, tra l'altro, ora che ho detto San Montana, mi è venuta in mente una cosa, che noi ci siamo sì conosciuti quella sera all'Oppio, ci siamo rivisti poi qualche volta in giro, ma ci siamo rivisti una volta a casa dello Sgargabonzi. Non so se Ah ti sì? ricordi. Quando ci siamo visti il documentario. A vedere un documentario, io e te non ci conoscevamo e conosciamo poco anche lo Sgargabonzi, perché io mi ricordo in quella sera che io feci lo spettacolo con Luca, io lì conobbi lo Sgargabonzi e mi invitò a cena, che lui stava qui a Roma all'epoca, anche tra l'altro sempre qui in zona nostra, e mi disse poi c'è anche Tinti, che io in realtà forse è vero, forse ancora non ti conoscevo bene, quindi ho detto, forse sì, l'ho visto una volta, e quindi siamo rivisti lì, quella volta, abbiamo Dici, ma visto con... secondo me mi hai invitato tu a quella cena, eh. Secondo me noi là già ci conoscevamo, perché lo Sgargabonzi perché mi avrebbe dovuto invitare a qualche... Io No, secondo me lo Sgargabonzi l'ho conosciuto di persona tramite te, io ero andato a vederla a uno spettacolo alle Mura, credo. Ehm, sei sicuro? Perché mi no, sembra strano che abbia forse non invitato alle te. Mura, al 360 gradi. Però mi sembra strano che abbia invitato te, però non ci conosciamo così bene. No, non ci conosciamo bene, però insomma già c'era stato una sorta di colpo di fulmine frequentandoci alle serate di Ah, vedi. stand-up, credo, perché se no io non credo di aver conosciuto lo Sgarga Io mi ricordavo così invece. abbastanza Vabbè. perché lui mi invitasse a casa sua. Comunque abbiamo visto un documentario che è molto interessante, diciamo. Noi appunto ci conosciamo poco io e lui, ma conosciamo poco anche lo Sgargabonzi. Era molto bello perché era questo documentario, si chiamava tipo Capturing the Friedmans, una cosa del Sì, genere. Era su questo, diciamo, pedofilo, sì. praticamente. Un pedofilo che non c'erano abbastanza prove, diciamo, per incriminarlo, però era quasi chiaro che fosse un pedofilo e noi ci trovammo a vedere, diciamo, quasi tre quasi sconosciuti a vedere questo
documentario e mi ricordo c'era lo Sgargabonzi che diceva sempre no, lui è un grande, lui è un genio. Ma poi era Cioè, uno stranissimo documentario perché era tipo inizia come Veleno, dove sembra che è tutto finto, poi si scopre che è vero, ma è comunque meno vero di quanto non sembri che sia. Molto strano, molto losco, con tutto il tempo uno sgarro che faceva lui è un genio, vedi, l'hanno incastrato. Invece al e primo c'era, commentario dici no, non è vero. e c'era la moglie di questo insomma pedofilo, diciamo, che era l'unica voce della ragione, perché era lui con una famiglia, cioè tipo 4 figli e la moglie, e tutti che lo difendevano, quando però era chiaro che era un po' una situazione strana, e la moglie che diceva vatti a costituire, vai alla polizia, così. L'unica voce della ragione, e lo Sgarga lì faceva la stronza questa. Quindi era molto divertente questo primo o Sì, sì, è secondo vero, è incontro vero. che c'era stato. E, e quindi questo, no? Quindi questa era il Tinti che in molti forse non conoscono. Voi lo vedete qui, un uomo fatto e finito, ma dietro quest'uomo c'è un percorso che lo ha portato a essere quello che è oggi. E io ti chiederei questa penultima cosa e quindi da questa, poi abbiamo fatto stand-up insieme, hai fatto Sì. stand-up per, quanti anni sono adesso? 6? 5 anni? 6 anni quanti sono? Qua, allora, dalla prima volta che siamo saliti sul palco sono quasi 7. Quasi Dalla prima 7? volta che io sono salito sul palco, perché credo fosse gennaio 2014 o febbraio 2014. E quindi come ti è venuto in mente anche poi di fare questo podcast? Questa è una cosa anche meta, andiamo vedi. Come sei Ah. arrivato a pensare di fare il podcast? Guarda, perché ho scoperto i podcast in realtà sempre in Erasmus, e pure la stand-up in realtà forse il vero approccio con la stand-up ce l'ho avuto con questo podcast che si chiamava Getting Doug with High, che è di Doug Benson, un comico fattone, che è proprio è il comico dell'erba americano, che c'era questo podcast, quelli erano gli anni della legalizzazione in Colorado, l'anno prima della legalizzazione in Colorado, e lui c'era questo podcast dove invitava ospiti del mondo della comicità. Io non ne conoscevo nessuno, però c'era tipo Sara Silverman, Joy Diaz, Ari Shaffir, c'era tutto Jack Black, che andavano nel podcast a lui e si facevano un botto di canne, non canne perché sono americane, però vabbè, si fumavano tutta erba, e poi il podcast erano loro fattissimi, con lui che gli faceva tutti i trivia sull'erba e parlava dell'erba, e si vedevano anche la gente che... Ne ho parlato recentemente con Calgaro. Si Mhm. vedevano comici dilaniati, cioè gente che non capiva più niente, molto divertente. E quindi mi guardavo questo podcast che usciva una volta a settimana, e poi da là un po' mi sono allargato e sono finito a vedere altri podcast americani, quasi sempre di comici, cioè banalmente quello di Joe Rogan. Me lo guardo ancora molto, molto volentieri. Ecco, una delle cose che mi piace di più del podcast di Joe Rogan è che lui chiama chiunque. Quindi lui, tra l'altro, dalla sinistra viene definito alt-right, dalla destra viene definito liberal, perché lui ha chiamato chiunque, cioè chiama Milos Yiannopoulos, chiama Bernie Sanders, chiama le persone per i diritti dei transessuali, chiama Ben Shapiro, cioè chiama sia dei mostri di destra sia delle persone estremamente progressiste, chiama chiunque. È una delle cose che mi piace di più. Quindi quello che ho fatto è stato semplicemente, ho detto vabbè, conosco un botto di comici, un botto di persone che fanno un sacco di cose interessanti, a me piace sentire le persone parlare di quello che fanno, e quindi faccio un podcast dove invito le persone e gli faccio parlare di quello che fanno. Poi ecco, visto che in Italia non c'è molto la cultura del podcast, ora non c'era quando ho iniziato la cultura del podcast, adesso devo dire c'è pure troppo, la gente comunque sia ci mette un po' a vederlo come una chiacchierata e non come un'intervista. Però ecco, a me la cosa ideale è proprio un ospite che viene e parla di quello che gli pare, chiacchieriamo di quello che ci pare. Per me quello è proprio l'ideale, è quello che mi piace fare. Se un ospite ha qualcosa interessante da dire o fa qualcosa interessante, sentirlo parlare per me è molto bello, quindi ho semplicemente riproposto una cosa che vedevo fare all'estero. E adesso sei arrivato a 50 puntate. Te lo saresti aspettato? Sì, me lo sarei aspettato, ci sarei dovuto arrivare prima, avrei dovuto essere un po' più regolare, soprattutto all'inizio. Poi per un periodo, praticamente per quasi un anno, non ho più fatto puntate perché facevo
principalmente Tintoria Ace Pro, in quell'anno là forse ho fatto 2 puntate, adesso invece andiamo a pieno regime con Tintoria. A me piacerebbe continuare così, sarebbe bello ricominciare a farlo dal vivo quando si potrà. Adesso non so se prendere uno studio con altri podcaster, farmi uno studio dentro casa, ma non avrò mai una casa grande abbastanza da avere una stanza adibita a studio. Insomma, vedremo. E ora siamo arrivati alla domanda, siamo a 50 minuti, cioè è volato il tempo. Quando ci si diverte, vedi come vola Hai visto? Oggi puntata il... più lunga che la puntata 50, andiamo Sì, avanti a oltranza. oggi andiamo un po' più avanti, Finché non finisce l'effetto dell'antidolorifico, per me possiamo andare avanti. perché Tintoria è il podcast della legalizzazione. Vero. Io prima facevo questa domanda, chiedevo qual è il tuo, cioè sei a favore della legalizzazione, qual è il tuo rapporto con la marijuana, però tutti dicevano sì, evviva la legalizzazione, quindi non mi dava soddisfazione questa domanda e quindi la mia domanda è, oddio com'era, qual è il rapporto tra marijuana e creatività per te? Ok. Allora, questa risposta che nessuno degli ascoltatori assidui di Tintoria avrà mai sentito è che io non mi faccio più le canne oramai da 2 anni e mezzo perché mi fanno venire le paranoie e se insomma ci ho messo un po' di tempo ad accettare il fatto che le paranoie non andavano bene per me. Per un paio d'anni ho pure fumato con le paranoie dicendo vabbè, però se capisco da cosa viene la paranoia vado alla radice di un problema mio, ed effettivamente funziona un po' così. Però arrivato a un certo punto era più il tempo che cercavo di elaborare da cosa mi veniva, perché avessi quei brutti pensieri, che il tempo che mi godevo sia la fattanza sia la vita normale. Quindi ho dovuto smettere. Però prima per me, cioè il mio inizio del mondo della stand-up era legato a doppio filo all'uso della marijuana. Io scrivevo esclusivamente quando fumavo, cioè proprio per me era naturale. L'unico momento in cui il mio cervello andava in una direzione che riconoscevo come creativa e in cui gli venivano le idee strane e alternative che vedevo come idee comiche. E quindi poi quando ho smesso di fumare ho dovuto proprio reimparare a scrivere la stand-up. Mi sono anche dovuto semplicemente ascoltare di più e rendermi conto che i paradossi, le discrepanze, le assurdità della vita le vedo lo stesso, solo che devo riconoscere quando le vedo e segnarmele, mentre prima era proprio un momento in cui magari mi guardavo un podcast mentre fumavo e dopo un po' cominciavo a partire per una serie di pensieri. Alcuni di quei pensieri erano divertenti, me li scrivevo e da lì partiva il processo creativo, ecco. Poi un sacco di quei pensieri da lucido non facevano ridere, ma questo è così anche quando scrivo da lucido. Anche adesso scrivo un sacco di cose che poi alla fine non sono niente. Ma la mia domanda provocatoria è il fatto che magari ti potesse aiutare a utilizzare delle sostanze stupefacenti non è forse anche un limite, magari, nel senso che se, cioè, il momento in cui non ce l'hai, poi appunto hai difficoltà e quindi sarebbe meglio eh, imparare a farlo allo stesso modo, in maniera efficiente allo stesso modo, senza, oppure secondo te invece è una cosa che è giusto che ci sia qualcosa che ti dà una mano? Guarda, ti dico, secondo me è meglio se uno impara a scrivere anche senza marijuana, proprio per una questione di praticità, e anche perché le idee che ti vengono sono un po' diverse. Però io non è che la vedessi come una cosa tipo, ah, fumo perché mi serve per scrivere. Io fumavo già quando ho iniziato a scrivere, quindi comunque io mi facevo le canne e da fatto scrivevo. Quindi non è che lo vedessi come doping, era proprio una cosa, cioè tanto le canne me le facevo lo stesso e ogni tanto quando stavo da solo a casa scrivevo. No, ogni tanto penso che mi piacerebbe riuscire a rifumare per vedere cosa riesco a scrivere, se scrivo cose diverse, se insomma, se mi ripar, perché comunque sia ero molto più prolifico quando fumavo, in termini di segnarmi idee e segnarmi spunti. Cioè un pomeriggio di paranoia poi, però mi portava a scrivere molti più spunti. Adesso sono diventato molto più analitico, mi sono accorto che mi godo, non so se a te è successo, mi godo un po' meno, cioè proprio l'avventura del pezzo comico. Prima ero molto più, ti ricordi che c'è stato un periodo di almeno un paio d'anni, se non di più, che io andavo sul palco molto impreparato,
cioè che mi Sì. scrivevo poco le cose e andavo là, mi buttavo, mi lanciavo, e poi alla fine, cioè, faceva ridere quasi sempre, faceva molto ridere quasi sempre, però ecco, quello un po' mi manca. Adesso vado un po' più preparato, cioè voglio provare questa cosa, fammi vedere come va, che è molto più funzionale, cioè in realtà è molto meglio lavorare così, però mi manca un po' quel senso di andare all'avventura e andare impreparato. Però questa cosa me la disse, pensa, Francesco De Carlo, ma mi sa 4 anni fa, durante una serata fatta con lui e Nicolò Falcone a Treviso, per dei sindacalisti di Treviso. Era una serata aziendale per dei sindacalisti di Treviso. Io, Falcone e De Carlo. Io andai per primo con... Oddio, non mi ricordo più che monologo avevo portato, forse i santi o comunque sia, no, neanche una cosa mista, io che faccio il cameriere, io che le canne, non mi ricordo più. Faccio schifo, vado nel ghiaccio totale, cioè questi signori sindacalisti trevigiani non mi gradiscono. Però poi, insomma, stavo a Venezia con De Carlo e lui mi fa, ci stavamo vedendo dei video, e lui mi dice, guarda, io pure facevo come te a Satiriasi all'inizio, per un periodo che andavo impreparato, mi dicevano, Francesco, che pezzo fai? Non lo so, non so quanto dura, improvvisavo, tutti ridevano, ed è una bomba, te vai là, improvvisi, la gente ride, è fantastico, però poi alla fine passi 2 anni così che fai ridere tutti e poi non c'hai materiale, non hai lavorato sulla tua scrittura. E lui questo me lo disse tipo all'inizio insomma, dopo un paio d'anni che facevo stand-up, io gli dissi sì, sì, vabbè, sti cazzi. E poi tipo 2 anni dopo questo consiglio mi sono ritrovato a dire, ah, guarda, De Carlo c'aveva ragione, bisogna lavorare proprio su come si scrive e sul testo, essere sicuri, questo è il mio pezzo, così inizia, così finisce, perché è il modo per migliorare è proprio rompersi il cazzo sullo stesso testo e dopo un po' che ti ci rompi il cazzo riscopri il piacere di farlo. Però ecco, bisogna un po' farlo. È vero, sono d'accordo. Ma che pensi del fatto che praticamente il 90% degli ospiti che hai avuto da te ti hanno tutti detto che in realtà o non si fanno le canne o se le sono fatte una volta e poi hanno detto ma Guarda, quello non è il fa motivo per per cui ho me. iniziato a fare la domanda nell'altro modo, perché secondo me l'esperienza della marijuana comunque è raccontata male, tutte le esperienze della droga sono raccontate male e non volevo che si creasse questa cosa di farsi le canne, che figo farsi le canne, perché immagino abbiamo anche degli ascoltatori giovani che quindi pensano che le canne siano tutte rose e fiori, come pensavo io, fino a quando non mi sono iniziate a venire le paranoie, però invece avendo io quasi tutti ospiti che bazzicano intorno ai 30 anni, e un sacco di persone che comunque le canne se le sono fatte, le persone a 30 anni si fanno meno le canne perché non le reggono, perché gli fanno male, perché gli fanno venire i pensieri, ma questo non vuol dire che uno debba essere contrario alla legalizzazione solo perché non si fa. Io non mi faccio le canne da 2 anni e mezzo, ne riconosco le problematiche, penso che se sei minorenne non dovresti farti le canne perché ti si forma il cervello a forma di dipendenza e poi è molto più difficile resistere anche a altre dipendenze eventuali future. Però sono comunque favorevole alla legalizzazione. Tra l'altro 3 giorni fa l'ONU ha tolto la marijuana dalla lista delle droghe. Adesso insomma speriamo che questo venga preso ad esempio anche da modello anche dagli stati membri dell'ONU e che quindi se non altro la marijuana a scopo medico, quella col THC dico, non solo quella col CBD, quella col THC diventi se non altro disponibile, perché ci sono persone che hanno bisogno del THC come cura personale per le loro condizioni di salute e fino adesso è stato proibito, mentre invece speriamo che questa cosa vada in una direzione dove se non altro se hai bisogno della marijuana hai accesso alla marijuana. Tu avresti tolto il dente del giudizio, potrebbe essere un Sì, sì, banalmente momento. un olio col THC che mi stordisce un po' potrebbe non essere male, potrebbe non essere male. Vedi, quante cose si imparano. Hai visto? Va bene. E quindi adesso abbiamo fatto un'ora, cioè comunque siamo arrivati alla fine, ma non è la fine, questo è solamente un nuovo inizio, Un perché ora nuovo ricevo inizio. le domande dal pubblico che sono tantissime. E stanno anche venendo scritte in questo momento live, quindi scrivetele se ci sono. Vediamo se ci sono, mi pare che ce ne fossero anche a tema. E dice
no, le canne a 30 anni sono meglio che quando si è ragazzini, ci dice Phil. Che Grande dici? Phil. Phil, no, il senso di quello che volevo dire io è proprio che poi l'esperienza della droga cambia di persona in persona e l'esperienza con le canne ancora di più. Le droghe psicoattive, questo io lo dico sempre e continuerò a dirlo, non è la droga che fa te, sei tu che fai la droga. Quindi l'esperienza con la marijuana cambia da persona a persona. Ho amici che a 30 anni si godono le canne più di quando ne avevano 20, e non è il mio caso. Un'altra cosa che mi piace ripetere è che comunque la marijuana non è gelosa. Se mai un giorno dovessi essere pronto a tornare da lei, la troverò lì a braccia aperte, pronta ad accogliermi. Ci chiedono anche, mai affrontato il discorso erba con i tuoi genitori o parenti prossimi? Sì, 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 certo. Ne ho parlato, ne parlo liberamente con loro del fatto che mi facessi le canne. Anche quando mi facevo le canne, gli parlavo liberamente delle canne. Certo, non gli dicevo quanto mi facevo le canne, gli dicevo che fumavo. E, insomma, i miei non sono mai stati grandi fumatori. Cioè, mia madre forse ha assaggiato una canna in gioventù. Mio padre dice di no, ma secondo me se n'è fatta più d'una, però insomma, sono stati, devo dire, abbastanza Comprensivi. aperti. Sì, sì, certo, non sapevano quante canne mi facevo. Sempre Vedi, dopo, io dicevo, guarda, mi facevo un sacco di canne dopo che ho smesso di farmi un sacco di canne. e qui di nuovo la differenza tra genitori di sinistra e invece con i miei genitori che tra l'altro si sono arrabbiati, l'altro volta ho detto di centrodestra, che hanno detto no, noi siamo di centro. Hanno Ah, detto, noi, stupendi, noi votiamo Democrazia Cristiana, la destra è un'altra, non votiamo stupendi. Salvini, quindi Che erano contenti. grandi tuoi. Senti, allora intanto posso dire una cosa che leggo che Eric ci Sì, dice. Daniele, ti ricordi la storia della vicina che lasciò il bigliettino sul balcone durante la quarantena? Ci sono delle novità. Allora, faccio una premessa per le persone all'ascolto. Durante il lockdown io facevo questa cosa, si chiamava Tintoria Live, come questo, però ero solo io che parlavo e raccoglievo messaggi dalle persone e venne fuori la storia di un ragazzo che sul suo balcone si ritrovò il bigliettino di una vicina di casa e, insomma è una storia che ci ha appassionato tutti. Quindi Eric, se ci vuoi scrivere nei commenti quali sono le novità che ci sono, poi vediamo se speriamo siano novità positive, vediamo. vediamo se leggerle. E io colgo l'occasione perché c'era questa che non è una domanda, ci dice Daniele Cianflone, fa non è una domanda, solo grazie mille per Tintoria Live in tempo di quarantena. Prego, Quindi prego, è un ringraziamento grazie a voi che avete seguito, grazie a voi che avete seguito live per 50 puntate abbiamo fatto. anche lì, 50? Anche lì, questa è la Vedi, 100ª questo... puntata di Tintoria. Ah, vedi, cioè, facendo questo conto con Sì, sì, sì. un Tintoria apocrifo, no, vabbè, è sempre Sì, ufficiale quello che... Tintoria GT. Esatto. E c'è un'altra, ti giro queste domande. Come sarebbe un cartone animato fatto da te? Guarda, non te lo posso dire perché lo sto scrivendo, quindi, Ah, vedi. Allora. quindi non lo posso dire, non lo posso dire. Ma davvero? Lo stai Sì, scrivendo? sì, sì. Ah, bello. Si sente ancora che qua il Sì, microfono sì, mi sta sì, abbandonando. si sente. Altri chiedono quando esce il merch di Tintoria. E prima o poi lo facciamo uscire, stavo pensando, anzi scrivetemi, magari non adesso nei commenti quello che vi pare, però io stavo pensando di fare tipo le tazze e le t-shirt di Tintoria. A voi cioè, ha senso questa cosa? Perché a me fa ridere di fare le magliette di Tintoria e le tazze di Tintoria, però fa ridere, io ne faccio un numero limitato se poi la gente se Ma le sai, compra, se no mi ritrovo con tutte magliette di Tintoria che fanno no, molto ma ridere, ma anche riflettere. ci sta secondo me dovresti trovare quei negozi che le stampano, però non è che ce l'hai tu a casa, cioè le stampano e le mandano loro direttamente, sono un L'ho tramite tra... L'ho chiesto a Davide Marini, che eh, lui fa le magliette, e volevo fare qualcosa di un po' più banalmente economico, però vediamo, vediamo. perché costa di più quello? Perché lui fa delle magliette di un botto, un sacco di qualità, lui vende magliette di cotone che sono un Mm. sacco sono fatte molto bene, però poi alla fine venivano fuori delle stecche tipo, cioè secondo me, cioè, la gente dovrebbe pagare tipo 20 euro a t-shirt minimo, 20-25 euro a t-shirt, una cosa del Mm. genere. E quindi che è una bella schicchera. Quindi se la gente è disposta a pagare 25 euro una t-shirt, io la faccio molto volentieri, però non lo so, io ho sempre questo spirito mio da persona a cui non piace spendere soldi,
perché io mi sento povero anche quando non lo sono, poi adesso nel 2020 lo sono anche, però cioè, chiedere soldi mi risulta sempre molto difficile. Capisco, quindi vabbè, state tuned per nuove informazioni sul merch di Tintoria. Oh, poi ci chiedono qual è il gol più bello che hai segnato in carriera? Il gol più bello, quello contro la droga. No, il gol più bello che ho segnato in carriera, non lo so, ne ho fatti talmente tanti. Una volta mi ero fatto il calcolo di tutte le partite di calcetto che ho fatto, tutte le partite di calciotto che ho fatto, la mia media realizzativa, e ho capito che in carriera ho fatto più di 1000 gol, sono come Pelé e Romario. Questo, se giochi a calcetto tutta la vita e giochi in attacco a 1000 ci arrivi. Il più bello non lo so, mi ricordo una volta a calciotto all'Aquila ho avuto un momento in cui per 20 minuti mi è riuscito tutto e ancora me lo ricordo, che per 20 minuti ero inarrestabile, dribblavo tutti, segnavo da centrocampo, ho fatto tipo 5 gol, di cui 2 saltando tutti quanti, e per 20 minuti mi sono sentito immortale. Quello molto bello, però il gol più bello in finale del torneo di calcetto nel 2007 con i Megazord 2000 GT, 2 giorni dopo essere stato ricoverato a Capodanno al pronto soccorso per intossicazione acuta da alcol. -6 gradi, finale del torneo, doppietta, Megazord campione. Vedi che vita spericolata, proprio come Maradona o come Esatto, esattamente. George Best, Come George diciamo. Best. Esatto, come Bebeto, diciamo così. Come, sì, bravissimo, Bebeto. Che... Tu come Esatto. mai sai di Bebeto? Perché quelli erano Bebeto, gli anni tuoi, perché perché ci hai giocato insieme. era amico di Romario, mi ricordo, c'erano Sì, Romario e Bebeto che erano quelli era, più forti. era amico. Esatto, erano amici del Sì, sì. Brasile, non c'era ancora quelli come Ronaldo o chi c'è adesso in Brasile? Neymar. Neymar è Tu brasiliano, mai sentito parlare di Neymar, tu? ma non sapevo che fosse brasiliano. Io invece una volta non mi ricordo io un gol bello che ho fatto, ma mi ricordo una volta che ho parato un gol quando giocavo alle elementari Hai con parato un gol, cioè ti hanno messo in porta e hai parato o hai parato un rigore? c'è un tiro, un rigore forse ho parato, Ok. cioè, quindi un gol potenziale, diciamo. Sì, 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 sì. E, E e ti io è stavo in piaciuto? quarta elementare e questo era uno di quinta, e io ero messo, e quindi ho parato questa cosa, questo rigore, quindi tutti quanti erano, stavamo tipo perdendo 11-0, però ho parato Certo. questa cosa e quindi ero diventato l'eroe. E allora sono andato a scuola calcio, cioè ci andavo lo stesso, ma era una pippa, però sono andato quel giorno, ho fatto, voglio fare il portiere oggi. Ho fatto il portiere e tipo mi hanno fatto un gol, però tipo andava pianissimo, cioè proprio un gol stupidissimo. Ho preso e quindi ho detto, beh, forse era solo un caso, non ci ho creduto fino in fondo che potevo essere Però un, quel rigore parato da uno di quinta te lo ricordi ancora. quello me lo ricordo, perché comunque cioè, si giocava queste partite lunghissime nel campo della scuola, a campo era un giardino con i sassi, quelli bianchi proprio, quindi ti Sì, faceva sì, anche sì. male. Solo che non si giocava mai nella parte, cioè si giocava totalmente tutta la partita nella nostra area, perché erano talmente più forti di noi questi qua che non si andava al di là della nostra area. Vedi, perché voi giocavate grandi contro piccoli. Io alle elementari mi ricordo che noi eravamo 2 sezioni, la A e la B, e noi giocavamo A contro B. Dalla prima elementare alla quinta elementare, tutte le ricreazioni io ho giocato sempre con gli stessi bambini tutti i giorni della mia vita. Però avevamo sempre pari età. Infatti, col senno di poi non capisco come sia possibile, perché dove stavano gli altri bambini mentre noi giocavamo? No, infatti mi sa che prima e seconda elementare giocavamo anche con quelli più grandi, terza, quarta e quinta che giocavamo in un altro cortile, giocavamo solo noi, quindi mi sa che monopolizzavamo il gioco rispetto ai bambini delle classi più piccole. Vedi, non mi ricordo, sarebbe Vedi? interessante sapere, però quando l'Italia era forte a calcio, quando si giocava a ricreazione, tutte le ricreazioni, io facevo il tempo pieno, quindi dopo pranzo c'era la ricreazione lunga e noi giocavamo a calcio tutti i giorni, tutto il tempo, solo i maschi, quasi sempre, A contro B, e alla ricreazione corta, oppure quando faceva freddo e dovevamo stare dentro, appallottolavamo le carte di palla, le palle, appallottolavamo le carte di carta argentata che tenevano le nostre merende per giocare a calcio pure indoor. E infatti a quei tempi l'Italia era forte a Era calcio. molto forte. Adesso che invece si gioca ai videogiochi, è tutto finito.
Può darsi che sia effettivamente che sia connesso. Magari siamo forti a FIFA, però Può darsi, può non, darsi. non al vero calcio. Io giocavo invece che era tipo sì, 10 minuti di ricreazione lì, però in realtà poi io non giocavo veramente, cioè a parte quel rigore poi giocavo, ma poi me ne andavo in giro, peccavo lì e poi tornavo al campo, che era una cosa un po' strana così, va bene. E L'Antonio altre... Cassano. Esatto. Altra domanda. Per entrambi, avete mai suonato uno strumento? E che rapporto c'è tra il rapone e il rap? Vai. Vai prima tu. Allora, io ho provato a suonare vari strumenti, ho suonato vari strumenti, ho suonato il pianoforte da bambino e l'ho mollato, ho suonato la batteria e l'ho mollata, e suonavo molto bene il flauto dolce alle medie, però insomma non ho intrapreso una carriera da flautista e adesso mi sono comprato un anno fa una tastiera elettrica, la Feltrinelli in offerta e sto là che mi guardo i video su YouTube su come si suona e strimpello male, però no, direi di no. Mi dispiace molto, mi sarebbe piaciuto continuare, però il pianoforte la mia prima grande sconfitta è stata, proprio c'avevo un rapporto bruttissimo col maestro, c'ero sempre teso. La prima cosa che non mi riusciva bene, sai, da bambino, se vai bene a scuola e vai bene negli sport ti sembra che ti riesca tutto bene. Quindi tipo fino a 7 anni io pensavo che tutte le cose mi sarebbero sempre riuscite benissimo. Il pianoforte era la prima cosa che quando mi ci sono messo davanti non mi è riuscita subito benissimo e per cui mi sarei dovuto impegnare e lo stress di dovermi applicare a qualcosa è stato tale che l'ho rifiutata immediatamente. Vedi? Anche io in realtà ho una storia un po' simile, diciamo, nel senso che anche io qui alla mia destra ho una tastiera che mi fu regalata, perché io in realtà quando ero più piccolo un po' suonavo, tipo la tastiera, perché però ci andavo un po' a orecchio, però mi riuscivano e anche adesso ogni tanto se sento una cosa forse riesco un po' a farla, però anche io non mi sono impegnato abbastanza, principalmente però suonavo le canzoni, le musichette dei videogiochi, È so fare vero, un te- grande classico. sì, so fare Tetris, poi ogni tanto mi scarico gli spartiti, tipo del tema di Guile di Street Fighter, che è molto bello, e lo riesco anche a fare per un po', però non lo faccio più, me lo dimentico, e quindi Eh, finisce lì. ciclicamente devi riscaricarti tutto. E il Devo rapporto tra riscaricarlo. te e il Tra me e il rap? rap, ti dico la verità, c'è un buon rapporto, ti dico la verità, perché io con la musica in generale non ho un rapporto, cioè è come se fossimo due cose che non ci siamo mai capiti, ma forse è un problema mio perché io, diciamo, per ascoltare la musica, cioè la musica è una cosa a cui devi dare accesso per farla entrare nel tuo cuore, diciamo così. Siccome Sì, io sono un tipo bella questa frase. io sono un tipo sospettoso di natura, non lo so, cioè deve esserci qualcosa nella musica che mi permette di aprirmi a lei. Per questo io appunto ascolto solo musica o che è musica comica perché capisco che non mi, cioè che parliamo la stessa lingua e quindi lo posso permettere, appunto musica o dei videogiochi o qualcosa che magari ho visto, che so, in un film e quindi mi ricorda quel film e quindi dico, ok, tu quindi sei giusta perché stavi in quell'ambito. Però tra queste cose io sono stato per tanto tempo un grande fan di Tupac. Me l'ascoltavo e diciamo che è un po' il Fabrizio De André dell'hip hop, possiamo dire questa cosa. Sì, sì, Eh, possiamo dire questa cosa. Anzi, anche Tupac pure, la differenza tra Tupac e Di André è che Tupac era bravo. Ops, oh shit, oh shit. ma io gli dicevo Cristiano De André, infatti. Ah, ok. Eh, Che salutiamo, che che salutiamo. salutiamo. E poi, vabbè, anche Caparezza mi piace, quindi cioè, Salutiamo anche Caparezza, assiduo ascoltatore. diciamo, Speriamo gli sia passato l'acufene. quello non ti passa mai, Porco vero? Giuda, che incubo. Speriamo Allora, di no. intanto leggo qua una domanda di Niccolò che dice: come commenti Bob Ovieri e Adani che si spostano su Twitch, consacrazione definitiva della piattaforma? Cioè, a me sembra che la piattaforma sia già molto consacrata, adesso ci sta questa grande migrazione e il ritardo, come sempre, dell'Italia su Twitch. Non credo
non credo che, non so se io voglio fare questa cosa, cioè io mi trovo bene su YouTube, cioè il fatto che io prima abbia detto Frocio e che su Twitch non lo posso fare mi dà un po' fastidio, però vabbè, cioè non perché vabbè così sembra brutto, non posso dire Frocio, però cioè che se noi dobbiamo parlare del fatto di come ci si insultava Sì. nell'Aquila Rugby Under 17, il fatto che io dica manco ci davamo del Frocio, se questa cosa qua non la posso fare mi sembra un po' limitante. Certo c'è tutta la questione dei soldi di cui io faccio finta di niente, però in realtà abbastanza centrale. Comunque un saluto a Lele Adani e Bobo Vieri che ci seguono sempre. Povieri lo conosco, Adani no. Di persona proprio, Bobone. Sì, lo chiamo Bomber, così in Bravo. amicizia. Ti faccio questa domanda. Ad entrambi, quali sono i 3 migliori manga letti e quali pensate siano i 3 migliori manga di sempre? Che forse è un po' la stessa cosa. Allora, molto molto difficile. Ti dico Berserk. Uh, Alita. Addirittura. A me Alita mi è piaciuto un sacco non lo so perché cioè, io ho letto un sacco di shonen, quindi poi alla fine cioè, gli shonen potrei dire Dragon Ball come shonen di riferimento, Sì. però poi cioè non lo so, il fatto che ancora io compri One Piece mi lega molto a One Piece, però sicuramente Berserk, Alita, guarda, non riesco a stringere a tre, non riesco a Dai, dirne uno tre. dillo, dai. Manca Eh, uno. um, mm, mm, mm. Shaman King, no. No, no. Io ho tutto Shaman King, pensa che coglione, perché Bello, dicevo io ho visto un no, po' no, il Shaman trailer. King sono belli i primi due numeri e poi Mm, inizia a fare schifo e va sempre peggio e non finisce e io comunque mi sono comprato 32 numeri di Shaman King, cioè tutto vedi. Shaman King. Guarda, io quando mi compravo i manga dicevo vabbè, me lo compro a tempo perso e poi ho intere collezioni di brutti brutti fumetti. Comunque allora diciamo Dragon Ball Berserk e Alita. Beh, cioè, Berserk me lo potevo aspettare, Alita mi ha un po' sorpreso, non pensavo che, vabbè, però è bello. Io ti direbbe Dragon Ball, però vabbè, è ovvio, cioè, Certo. c'ho paura a dire, ti direi manga, poi io ci sono alcuni a cui sono affezionato più che altro, non so se sono, per dire, anche Arale per me è fissimo, perché è proprio Sì. una cosa che ti crea della familiarità proprio con col villaggio pinguino, ti sembra di essere uno degli abitanti, quindi c'è un po' quella cosa lì e poi fa ride, cioè Arate comunque cioè, è strano perché sono cose giapponesi che però ti fanno ridere perché comunque è un umorismo diverso e quello invece ha molti punti in comune. Allora io se devo andare con il cuore ti direi questi due e poi ci metterei pure Ranma perché è il primo che ho letto, quello che mi ha iniziato a questa cosa. Se devo invece dire quelli proprio che dovessi consigliare in generale, ti direi Slam Dunk, per Sì, dirlo figo, bellissimo. che anche io, appunto, anche se non sei uno sportivo, così per il basket qui in Italia si conosce relativamente, però cioè, anche se non sai niente è fighissimo, cioè, è proprio bella l'epica del racconto. Ti direi che c'ho lì. È difficile, Non effettivamente. è facile, non è facile. Che ti posso dire? Beh, Berserk pure è figo, solo che poi alla fine un po'... Ancora non è Cioè, finito, sono 15 anni che eh, compriamo sto cazzo di Berserk, ancora non finisce. c'è una parte cioè, che lì è molto bella e poi un po' scema. No, ora sto vedendo, non sto leggendo, sto vedendo Jojo che è fighissimo, quindi io quello lo consiglio Ne perché... avevamo parlato di Jojo che io ancora non. Io poi non riesco a vedermi gli anime, cioè non è che non riesco, non mi sembra mai di avere te. Se mi metto davanti a uno schermo non mi vedo un anime, quindi mi dovrei comprare Jojo, il fumetto, però non ho posto neanche. I miei fumetti adesso stanno in cantina alla casa di L'Aquila perché non ho posto dove tenerli, quindi comprarmi ulteriori fumetti mi sembra faticoso. No, vabbè, E puoi leggere anche online io leggere sono online. contrario. No, no, mi No, rifiuto. perché guarda che Perché con io, se c'è un tablet o se c'è anche c'ho il PC qua che si piega,
Cioè comunque te li sfogli tranquillamente, è come se avessi Ma una tipo cosa. su Kindle si possono leggere? Sì, però visto come è fatto il Kindle che non è, o c'è quella a colori e quindi magari ti viene bene, se no è come leggerlo su un Game Boy un po' più grande, cioè Ok, sì, sì, sì. c'è quello schermo verde, non è il massimo. Però Jojo è fighissimo e secondo me, tra l'altro una cosa che potrebbe aprire dei dibattiti, non so se adesso è la sede adatta, però è interessante, che comunque essendo un prodotto giapponese, c'ha una serie di cose che noi occidentali non facciamo mai, per dire c'è un sacco di violenza sugli animali, proprio tantissimi, cioè, gratis, tipo, cioè, c'è all'inizio un personaggio vede un cane e dà un calcio a un cane, ma così perché è cattivo, oppure lo stesso cane lo fionda in un inceneritore, l'ammazza così, cioè, e Per comunque mostrare la continua. cattiveria. Sì, però continua, cioè spesso questa cosa, cioè, fino a dove io sono arrivato alla quarta stagione, ancora continuano queste cose. È una cosa che in Occidente la violenza sugli animali non si vede mai, anche per No, anzi, motivi che preferiamo la violenza sulle persone da vedere, quella va eh, bene, sugli animali proprio no. se tu vedi un film horror e c'è un cane, per dire, tu dici, vabbè, tanto questo non muore, cioè io sto tranquillo, non voglio vedere questa cosa. E invece lì c'è questa roba e io dico, vabbè, comunque è interessante che ci siano queste cose, cioè questo popolo che fa un sacco di roba e non tiene conto della sensibilità del pubblico occidentale. Oppure, che ne so, in una stagione ci sta uno che è un nazista, chiaramente, però poi è tipo, non dico buono, però è uno che poi ottiene il rispetto dello spettatore, quindi ti mette pure in questa situazione e tu dici, ma questo è un nazista, e però stanno anche i nazisti buoni, diciamo. In Giappone ci stanno anche i In nazisti Giappone. buoni. Quindi Senti, è invece, strano. visto che pure a me mi hanno fatto le domande su Instagram, te ne leggo una che ne pensate di un talent di stand-up comedian? Beh, Te la giro a te. dipende che cosa, dipende che tipo di talent è. Io sarei contrario, tendenzialmente. Ti ricordi quando fecero Eccezionale Veramente? Che era, Ah, non quindi la era... dici col voto. Eh beh, i talent sono talent, cioè nel senso dove, insomma, cioè tipo Masterchef con la stand-up. In America lo fanno, si chiama Last Comic Standing, dove però tipo la giuria sono comici E io, bravissimi. questo te lo dico, ora mi ricordo che c'è in Inghilterra e c'era Jimmy Carr che faceva il giudice. Vabbè, così magari. Sì, strutturato bene. Sì, tra l'altro uno dei prossimi ospiti che vogliamo invitare ha vinto Eccezionale Veramente. Questo andatevi a vedere chi è, prima o poi lo invitiamo. Esatto, non Anzi, facciamo. a breve lo invitiamo. Cioè, dipende se c'è, appunto, se tu dici c'è un talent in cui mi giudica Ricky Gervais, ma io forse lo faccio, cioè non lo so, Certo, nel senso certo, che certo. ma solo per farmi vedere da lui, cioè, banalmente. Però, appunto, dipende come la cosa. Poi, ovviamente, è brutto che devi fare le cose a comando per far piacere a. Cioè, non è la comicità quella che vedi nei club, però se è fatto bene può essere un'opportunità. Sì, diciamo che la cosa principale è creare un ambiente dove è, insomma, facile fare stand-up e che i giudici siano persone che ne capiscono, cioè nel senso, con tutto il rispetto per Selvaggio Lucarelli, io non voglio essere giudicato da Sì, Selvaggio Lucarelli per la mia stand-up. Ci sono comici e comiche che rispetto molto di più e che possono dare un giudizio e devi essere un po' pratico dell'arte e della tecnica per essere il giudice di un. Credo che Selvaggio Lucarelli fosse una delle sì, giudici sì, mi pare di di sì. Eccezionale Veramente, che per carità, cioè poi se una cosa ti fa ridere o non ti fa ridere è soggettivo, però anche c'è un aspetto tecnico che si può. E poi mi che- ricordo che lei non era manco male, cioè tra i giudici, cioè, perché c'era A Ruffini, Batantuono, a Badantano Ruffini. che sì, c'era Ruffini, e poi c'era ogni volta, mi sa, un ospite, che c'era Boldi, tipo, Ah, ok, sì, è vero, ogni volta c'era un ospite diverso. Vabbè, poi di questo parleremo forse quando invitiamo il campione di. sì, The Champ. Sì. Poi c'è questa che non ho capito bene, perché in una partita a calcetto tra stand-up comedians di una pezza di Lundini e battute, chi vincerebbe? Però
Cioè, Cioè, chi sono i comedians di Una pezza di Lundini? Non cioè, ci sono neanche abbastanza comedians per fare una squadra di calcetto. Comunque eh, vincerebbe battute perché secondo me nessuna persona che ha messo piede sul set di Una pezza di Lundini ha mai calciato un pallone. è vero, tranne Cioè, forse Bruno Giordano. Che era... ah, è vero, ok, ok, come ospite sì, è vero. Se ci fosse Brunone probabilmente la incarterebbe a tutti. da solo. Però sì, sì, probabilmente sì. Probabilmente Old Bruno Giordano è più forte di Carmine del Grosso. Ah, dice. Che comunque è bravo, che comunque è bravo E Carmine, questo è però mi bravo. viene a pensare che No, Bruno gliela ficchi. diciamo questa cosa, che durante battute ci sono state diverse partite di calcetto tra i battutisti di battute, E degli eh, amici miei. In realtà due partite, due battute partite. contro amici miei. La prima vinta da... Io giocavo con battute, la prima vinta da battute in cui Daniele Villa litigò con un mio amico, quindi questa tensione, si è creato questo momento di tensione in cui un mio collega ha litigato con un mio amico, e poi rivincita, revancia in un campo da calcio a 6. Io avevo le stampelle perché mi ero fatto male, quindi non ho giocato e quella volta vinsero i miei amici, ma comunque molto molto agonismo si è creato tra i miei amici e i comici di battute, quindi eh, semmai si dovesse rifare battute sarebbe bello continuare questo trend di partite di calcetto, ma insomma intanto chi pensiamo a uscire dal Covid. chi eravate nella squadra? Io, quando ho giocato io, Carmine, Mileto, Villa, Bongiorni e Spreafico in porta, quindi noi avevamo pure un cambio. Hai capito? E poi invece quando hanno giocato a calcio a 6 c'era pure cazzo, mi viene solo il nome Edgar, che però non è, vabbè. Chi era? Vabbè, guarda, vabbè, mo te lo dico, mo te lo dico. L'assistente studio, dai. ehm, Non mi ricordo. vabbè, andiamo avanti, che mi sto Ah, paralizzando, adesso lo cerco su Facebook, lo cerco su Facebook. ok, tra l'altro no, mi ricordo, ho dei bei ricordi di Manuel Bongiorni che dovunque eravamo, lui giocava a calcetto sempre e veniva, andavamo a prendere una birra insieme e veniva sempre in abiti da calcetto. Sì, sì, lui e Villa appena arrivati a Roma, subito iscritti a Fubles e dicevano: "Ah, stasera c'è un calcetto qua, c'è un calcetto là", veramente dei puri senza tempo. Allora, ci chiedono cosa ne pensi della cultura dei videogame? Pensi che possono avere un valore narrativo? Beh, sì, questa è una domanda. Certo che hanno un Sì. valore narrativo, hanno un grosso valore narrativo. E leggiamo anche le domande su YouTube. Dal- Tipo, Vai. guardate mai, questa domanda soprattutto a te la voglio fare, guardate mai comici di paesi di cui non conoscete la lingua coi sottotitoli? Io quasi mai, io riesco a guardare solo i francesi, perché un po' il francese lo mastico e quindi riesco a capire il flow, però tipo roba in tedesco non la riesco a guardare, un po' in spagnolo e in portoghese con i sottotitoli la riesco a guardare, però comunque non me la godo, mi guardo solo in inglese senza sottotitoli perché lo parlo molto bene. Oh shit. No, No, io però avendo imparato in Erasmus a guardare la li- comicità, me la godo molto in inglese. allora, con Cioè, i sottotitoli, boh, io ho visto qualcosa di su Comedians of the World cos'era indiani, comici indiani ho ah, visto. Però comunque cioè, è un po' strano perché è veramente una cosa pure diversa, cioè in realtà nonostante fossero Comedians of the World erano cose anche molto locali, cioè non erano proprio facili da capire e forse erano anche... Cioè, facevano tutta comicità tipo specifica di Bombay. no, comunque c'erano riferimenti, cioè, a cose loro, o comunque a personaggi loro che io dico, boh, non so che sono. Cioè, era interessante da vedere, però non c'era molto coinvolgimento. Ho visto anche un comico coreano che stava sempre su Netflix, era carino, ma anche lì comunque un umorismo un po'... Si vede che era diverso, cioè era un po' internazionale, ma non troppo. E poi che ho visto, boh, non Tipo tanto anche perché giapponesi li riesci a guardare?
Ma giapponesi il fatto è che stand-up proprio stand-up non c'è. Vedo qualcosa tipo, sì, ho visto qualche manzai, però non, cioè, seguirli senza sottotitoli è un casino perché spesso sono tutti giochi di parole e poi vanno veramente velocissimo, oppure usano dialetti, quindi quello è impegnativo. Però sì, quello mi è capitato di vederne qualcuno. Ehm, che ho visto? Boh, no, mi viene in mente comici anglofoni di altri, sì, sudafricani. C'è Luiso Gola, che consiglio, che è l'amico di Francesco Iolo. L'abbiamo visto al Abbiamo visto al Fringe. Fringe, abbiamo visto al Fringe, c'ha roba su Netflix lui, no? Sì. C'ha su Comedians Su of the Comedians of World. the World ci sta Loiso, giusto? Sì. Perché ci chiedono anche comici anglofoni, ma di paesi che non Sì, siano per UK, quello. Canada, Australia e USA, tipo Ghana, Nigeria, Sudafrica. E Sì, Sudafrica, quello. appunto, Loiso, però mi viene in mente solo lui. Gli altri sono o australiani o canadesi o americani o inglesi. Però Ma alla devo fine dire, quanti altri paesi anglofoni sono rimasti? una cosa che ho visto è c'è un comico inglese che sta in Giappone che fa da stand-up in giapponese. Cioè, penso però sia l'unico, non è che è una cosa che si fa, sia l'unico che la fa e la fa lì. E che è anche sottotitolata però in giapponese, quindi è tutto in giapponese. E quella devo dire, l'ho vista e mi ha stupito perché poi là riuscivo a capire tutto perché, cioè, essendo appunto un gaijin, questa è la G-word che non si può dire fuori, Sì. però io la posso dire in quanto gaijin, e quello era interessante perché era più una cosa che simile a quello che facciamo noi, e, e quello me lo sono visto, ecco, questo volevo dire. Ehm, allora, senti, invece, vabbè, ci chiedono qual è il rapporto tra stand-up e barzelletta? Sono vietate? Sono permesse, ma anche no? Io direi che non sono vietate. No, Però cioè, se è una barzelletta, cioè se una barzelletta è una barzelletta, se racconti una barzelletta sul palco viene un po', cioè non è materiale tuo. Norm Macdonald un botto di volte, non tanto sul palco quanto nelle ospitate nei late night, guarda qua, mi si è staccato il microfono, nelle ospitate nei late oh, night, ora è stand-up. ora è stand up, nelle ospitate nei late night racconta barzellette come se gli fossero successe a lui, però quello è un modo molto particolare di raccontare roba che riesce bene poche volte. Però non sono vietate. Se ti inventi una barzelletta divertente, raccontala pure sul Possiamo dire palco. questa cosa, questa curiosità sulle barzellette. Prima di fare battute, facciamo sempre queste cene da bere in casa così, per preparazione. E c'era c'era per qualche motivo un barzellettiere lì, forse addirittura suggerito da Pieraccioni, può darsi, Un una cosa del genere. barzellettiere mandato lì suggerito a Comunque bere in casa toscano, da Pieraccioni, sì, comunque un fiorentino. toscano. Dice lui è un grande barzellettiere, è bravo, però dice però a noi ci serve qualcuno cioè, che parli pure un po' di sé, cioè non è che deve raccontare la barzelletta, deve dire, cioè, rendi la tua, no? Raccontala come se fosse tua. Ed era una barzelletta c'è la barzelletta, aspetta, com'è che era? Era una Che tipo, barzelletta su dei nani in un bar e uno ah, ubriaco. c'era la barzelletta in teoria era questa, che c'erano sì, dei nani che hanno fatto una partita di calcetto o di calcio, vabbè, quello che è, e stavano andavano in questo bar e Andavano al bar per cambiarsi perché non funzionavano le docce ok, nello spogliatoio, quindi dillo vanno tu. tutti al bagno per cambiarsi e c'è sta un tizio che poi in questo bar, mentre questi stanno in bagno a cambiarsi, entra un signore che o tipo ordina da bere e, e tipo beve sta cosa, dopodiché escono questi nani vestiti da calcetto che se ne vanno e lui, aspetta, qual era poi la battuta? Boh, non mi ricordo in realtà, però la cosa era che lui li scambiava, cioè ha bevuto talmente tanto che l'ha scambiato, pensava che fossero quelli Del del biliardino. biliardino che se ne andavano, insomma, cioè Sì, questa sì, 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 detta sì. malissimo, però la gag era questa. E quindi gli hanno chiesto di raccontare come se fosse successo a lui, solo che Sì. lui anziché mettersi dal punto di vista di quello che beveva e vedeva la cosa, si è messo dal punto di vista di uno dei nani.
Sì, quindi era molto difficile poi specificare, lui era ucrano quando in realtà era tipo altissimo. sì, tra l'altro lui voleva raccontare questa barzelletta a battute dove poi sarebbe venuto Iman, quindi sarebbe diventato Giusto. sconveniente raccontare una barzelletta buffa su delle persone affette da nanismo. Pensavo in quanto di discendenza islamica. In quanto dice esatto, che non puoi dire biliardino. Esatto. Allora, domanda scomoda ci fanno: avete mai rubato una battuta? Però in realtà non è una domanda molto scomoda perché la risposta è no. No. Io ne ho rubata una a Scrubs, però l'ho sempre detto, cioè era il monologo che ho fatto pure a Sorci Verdi, tra l'altro, in cui dico che tipo se avrò una figlia non le dirò che è una vagina fino al suo 23° compleanno, tipo, che è una battuta che fa Turk a Carla, non so che stagione di Scrubs. Sempre detto, ho proprio detto fammi vedere se qualcuno si accorge di questa cosa e nessuno mi ha mai detto niente. Un monologo che ho fatto sia su Comedy Central sia su Rai 2, forse adesso questa cosa sarà un problema per me dal punto di No. vista legale, Anche, immagino di no. anche perché Sorci Verdi non è che forse l'hanno visto in tanti, Non l'hanno diciamo. visto in tantissimi, però anche Comunque il devi farmi monologo Scrubs. l'ho fatto su Comedy Central e quindi ho rubato questa battuta a Scrubs, a parte quello no. E un'altra persona, Lorenzo, ci chiede se vi viene in mente una battuta talmente ben scritta al primo pensiero che vi sorge il dubbio di averla sentita fatta da qualcun altro, la portate in scena? Ci capita e diciamo prima ci confrontiamo in genere, diciamo questa Sì. qua, senti questa cosa qua, cioè, mi sembra di qualcuna, cioè mi sembra che è troppo naturale per essere mia così, quindi ogni tanto capita, però se poi tutti dicono di no, eh, la fai e poi se qualcuno ti di qualcosa dici ah ecco cos'era, però in genere magari è qualcosa che ha una somiglianza magari con quella battuta, però poi avendola, cioè magari l'hai rielaborata e a volte sei fortunato l'hai rielaborata abbastanza da farla diversa. A volte invece, se vedi che è troppo simile, generalmente non la fai. Sì, sono d'accordo. Io, per esempio, il monologo dei Santi, visto che l'ho scritto di getto e così com'era, così l'ho registrato, ho sempre pensato, ma sto monologo l'ho visto da qualche parte e mi facevo troppe canne per ricordarmelo, oppure invece no, era proprio mio. Mi è successo tipo un paio d'anni fa, quando erano usciti delle cose di Dave Chappelle, che avevo fumato mezza canna, ma proprio neanche mezza canna, e ho scritto una battuta mentre guardavo Dave Chappelle dicendo, ah, guarda che bella battuta, e avevo scritto la stessa identica battuta che avevo appena sentito, cioè proprio premessa e punch, ho scritto la battuta di Dave Chappelle dicendo ah guarda quanto mi ha ispirato, no, è proprio hai scritto quello che hai appena sentito, però insomma poi basta non farle, molto facile. Che altro c'è? Vediamo. Qual è il futuro di Tintoria? Le interviste sono sempre più fighe. Il futuro di Tintoria è tornare a fare Tintoria con gli ospiti in presenza, perché secondo me dal vivo è comunque meglio che su Zoom, anche se su Zoom, su StreamYard in questo caso, anche se l'asset StreamYard non è male. Non so se fare una cosa contemporaneamente anche su Twitch, semplicemente per una questione di diffusione, cioè da StreamYard io adesso sto aspettando di cambiare computer perché il mio a malapena regge di fare questa diretta, però fare contemporaneamente sia YouTube sia StreamYard, perché sia YouTube sia Twitch, semplicemente per prendermi anche un po' di persone che stanno su Twitch, anche se economicamente non ha senso, e poi devo ancora capire se si può fare sta cosa di fare contemporaneamente la live sia su Twitch che su YouTube, o se Twitch rosica per questa cosa. Quindi non lo so. Mi chiedono se Tintoria non può andare su RaiPlay. Tintoria può andare su RaiPlay, però poi diventerebbe un altro prodotto, bisognerebbe proprio fare un'altra cosa. Bisognerebbe che RaiPlay ci pagasse per fare un podcast di interviste, non portare questo podcast che è troppo libero, cioè troppo libero, diciamo quello che ci pare, e invece RaiPlay comunque sia una roba della Rai, quindi bisognerebbe rispettare delle consegne, dei contenuti, dei consigli, direi. C'ho ancora un sacco di domande, come facciamo? Facciamone un altro paio, altre 2, 3, 3, 4. Che devi Dovremmo fare fare oggi? devo fare una cosa, poi devo registrare una roba, un po' ti spiego. Vabbè, Poi vedrai. allora, qua mi chiedono, in riferimento a una puntata di Tutti a Casa, turismo durante le feste di Natale, se può fa, lasciate che vi dica che turismo durante le feste di Natale non si può fa, dovete stare a casa.
è vero. Che stavo studiando delle cose. Consiglia qualcosa da leggere sulla comicità, ti chiedono. Dice, ho Eh, appena finito di vedere la puntata di Comedy Talk, cioè quindi tu hai finito un'altra puntata e poi sei venuto di qua da Bravo, noi bravo, e dovevi, chiede dovevi consigli. vederci subito, caro Filippo. Allora, io secondo me è uscito il libro nuovo di Seinfeld che me lo voglio comprare, che si chiama Is This Anything, che è una raccolta di sue battute che non sono mai arrivate sul palco. E poi mi sono comprato anche il libro di Norm Macdonald, che però ancora non ho letto perché sto leggendo tutti i libri di persone che inviterò a Tintoria e quindi non ho tempo di leggere altri libri. Però libri sulla comicità, te ne viene in mente qualcuno? Io ce l'ho detti là, quindi lui l'ha già visti, l'ha Ah, ok, detti. ok. Quindi chiedila tu, cioè dille tu, rispondi tu perché boh. No, ho finito, ho finito. Dai. Allora, ti dico queste ultime cose. Hai mai avuto esperienze con il paranormale? UFO, fantasmi, Etch? No, no, devo dire la verità, no, e non ho mai avuto neanche la sensazione di qualcosa di paranormale in quel senso. Poi io credo, non nel paranormale, però che il mondo sia più della materia che vediamo e che tocchiamo, io quello mi piace crederci, che ci sia una spiritualità e che siamo tutti quanti connessi, io ci credo. Però non ho mai avuto esperienze paranormali. Tu, Ste? Io sì. Che cosa? No, non lo so. In Fighissimo. realtà, allora ti dico la verità, in realtà sì e no, perché nel senso, io c'ho avuto un periodo che c'era mio padre che è stato male, c'ha avuto un tumore e tutto, e i miei appunto, come dicevo, mo sta bene fortunatamente, sono molto religiosi e quindi ci si è, diciamo, si sono molto attaccati a questa cosa della religione, quindi andavano, cioè, c'ho avuto uno zio che è diventato, è andato in una di queste comunità di carismatici, cioè lui ancora Mm, adesso è affiliato e sono quelli che dicevano di avere tipo dei poteri, cioè che ti impongono le mani e ti fanno stare bene così. E quindi mi raccontava delle cose che mi facevano paurissime, perché per me erano come storie di fantasmi, anche se i fantasmi erano Gesù e la Madonna, però tipo c'era questo che una che vedeva Gesù e ci parlava, un altro che una volta pioveva, mi hanno detto, e questo ha detto no, stava in uno stadio, no, fa ste cose, fa sorella nuvola, fai tornare indietro la pioggia, e questa pioggia vedevano che tornava indietro, quindi io mi spaventatissimo da queste cose. E poi c'era sta foto che avevamo, mi sta venendo paura a raccontarlo adesso. Hanno fatto una foto all'ospedale in cui stava mio padre, a Padre Pio, a una statua di Padre Pio, e, e tipo tra le pieghe del vestito si vedeva tipo la faccia, quella della sindone, no, di pensa. Gesù. E quindi, però era tipo una cosa, cioè, così, piccolissima. E i Sì. miei tutti quanti, guarda, vedi, questi sono gli occhi, questi io dicevo, ah cavolo, questo è un miracolo, perché io ero piccolo, quindi pensavo che fosse vero. Quindi io per anni sono stato convinto che lì c'era, cioè che Dio per manifestare la sua presenza avesse fatto una miniatura piccolissima su una delle pieghe di una statua. E quindi poi c'erano tutte queste, poi altre cose di questo tipo c'erano. E aspetta, che altro era successo? Vabbè, comunque, una volta stavano tipo, sempre in questo periodo, davano dei santini in chiesa, mia nonna ne ha preso uno e era tipo tutti i santini uguali sulla Madonna, l'Immacolata, gli a San Lorenzo, e ci stava, anziché la Madonna, davanti c'era la Madonna e dietro c'era tipo la storia di Padre Pio, quindi di nuovo però stampata male, quindi come per dire, Comunque, no? C'è sto Padre Pio che aleggiava, tant'è che io poi ho fatto quel fumetto che è Padre Pio Vampire Hunter, perché mi è rimasta sta cosa di Padre Pio. E quindi io ancora ho paura di queste cose. E un'altra cosa che mi è successa invece una volta, che stavo con due amici, due gemelli, uno stava davanti a me e l'altro stava tipo a 10 metri di distanza a parlare con altra gente. Io ho detto, ma è vero che voi gemelli siete connessi mentalmente?
E lui fa, beh, ogni tanto stanno cose. Ho detto, vai, di ad alzare così per ridere, di ad alzare il braccio. E quello tipo stava lontano, ha fatto di spalle, ha fatto tipo così. Ma così a Queste, buffo. E quindi ho paura anche dei gemelli adesso. Beh, ma i gemelli sono connessi veramente, appunto, sono connessi in modo spirituale. Io a quelle cose ci credo a livello probabilmente fisico e scientifico che noi ancora non sappiamo spiegare, però io credo veramente che le persone siano tutte quante connesse, a maggior ragione i gemelli. Rispondo a Jack che chiede: c'è un fumetto su Padre Pio Vampire Hunter? Assolutamente sì, non so se Stefano lo vende, cioè ce No, l'hai? perché ci sono solo un capitolo, perché poi mi sono stufato di farlo. E Però è allora c'è un online, capitolo su Padre Pio Vampire è Hunter. online, se lo cercate ci sta, però vedete se vi va. C'è anche il trailer è più bello. Guardatevi il trailer, cercatelo sui Anche. profili di Stefano Rapone. Sì, facciamo questa cosa, seguiteci sui social, Seguiteci sui social, seguiteci su Instagram YouTube, e su YouTube. su Instagram. Forse sì, esatto. Cioè, se state adesso su YouTube, scrivete subscribe sul mio canale, andate pure a seguire Stefano. Tanto siete rimasti qua per 1 ora e 44 di puntata, Infatti. veramente Eh. siete degli eroi e delle eroine. E vabbè, ce ne sono anche altre, però non so quanto. E vogliamo fare l'ultima e poi facciamo i saluti. Allora, vediamo quale. Vabbè, dai, facciamo, diciamo quest'ultima così chiudiamo. Puntata di Tintoria, format originale, preferita e perché? Allora, bella questa perché finalmente Stefano ha ottenuto il riconoscimento che gli era dovuto da parte mia, essendo Stefano stato il ghostwriter di Tintoria per un sacco di tempo, mi ha sempre dato una mano a fare le domande ed era giusto che per una volta si sedesse lui dal lato della conduzione. E questa è la risposta così. Poi la risposta vera, no, non lo so, non lo so. In realtà ci sono un sacco di puntate che mi sono piaciute un sacco per un sacco di motivi diversi. Forse la più bella e la più strana è quella con Giuda Friedlander, che è tutta in inglese, quella che abbiamo registrato a Trastevere. La prima volta che registrato, quella in realtà tu già avevi co-condotto È Tintoria, vero. registrata in modo completamente pirata a Trastevere, sicuramente è la più strana di tutte. Sì, perché E, doveva venire a casa, cioè lui stava qui, Judah Friedlander, comico americano che stava qui a Roma e doveva venire in teoria a casa tua, ha detto sì, vengo così, però lui stava dall'altra parte di Roma e sì, e poi ci ha detto raggiungetemi, però tipo a luna di notte e cercavo un ristorante dove mangiare a Trastevere pensando che noi avessimo tipo dei microfonetti per registrare, invece io ho tutto un mixer gigantesco e quindi ci siamo caricati in motorino in 2 borse, microfoni con tutte ste aste, il mixer, il computer da attaccare alla presa del ristorante a luna di notte. Insomma, se parlate l'inglese, quello è molto interessante. Poi in realtà ce ne sono un botto di puntate belle perché la bomba di Tintoria, la bomba di questo format di podcast, poi in realtà che non è che mi sono inventato io, è che la puntata la fa l'ospite, noi ci limitiamo ad ascoltare e a fare da palleggio, a volte a dire la nostra, però quindi se vi piace l'ospite, vi piace la puntata, però ecco, è bello anche sentire ospiti di cui non si sa nulla, almeno per me, a me piace un sacco sentire persone che parlano in modo appassionato di quello che fanno, anche se non so quello che fanno. bene, bene. Quindi Io direi, e ci siamo, forse guarda, sai che ti propongo questa cosa, visto che ci sono tante domande, tante cose, si potrebbe pure fare in teoria 50 parte 2 uno spin-off tipo sulle su domande così. Instagram. No, su Instagram no, tanto per la Instagram alla fine scompaiono quelle cose, poi non se le vede più nessuno. Invece poi Potre- rimane Potremmo una. fare uno spin-off. Guarda, no, in realtà potremmo fare che, visto che adesso continuiamo con Tittoria 2 volte a settimana, se magari qualche volta capita che un ospite non può, visto che lo facciamo orari fissi, poi magari gli orari cambieranno perché adesso che si ricomincerà a lavorare venerdì alle 15 diventa proibitivo per un sacco di persone, magari pure per noi, però le volte che non c'è un ospite facciamo io e te, semplicemente. Eh sì, però E... col pubblico che ci dice le cose, ci chiede le No, no, cose no, così. sì, sì, lo diciamo prima, diciamo è il momento, fate tutte domande. Comunque, se chiudo io, Sì, ti dico, no, ti dico questa cosa, siamo in chiusura, quindi
hai davanti a te il microfono più ambito d'Italia, se hai annunci o cose da dire, è tutto tuo. Allora, grazie mille per avermi invitato. Prego. Grazie mille a tutte le persone che si sono connesse per ascoltare. Tintoria, per quanto mi riguarda, è arrivato alla puntata numero 50, ma questo non è che un inizio. 50 puntate sono le fondamenta su cui puoi costruire la storia di Tintoria, storia che si costruisce solo se continuate a seguire. Quindi grazie mille per essere stati con me e con Stefano queste 50 puntate. Speriamo che vorrete continuare a starci anche per le prossime 50. Bene, Chiudiamo così. grazie. Allora, chiudiamo così. È Dai, un bel messaggio. ringraziamo tutti quanti, ringraziamo The Comedy Club che come sempre nelle Che ci ultime puntate ci aiuta. ha Tu dato una mano e devo dovresti firmare, sì. firmare. Esatto, Dovrei dovresti firmare. firmare. Vuoi farlo in diretta oppure Dai, sì, vado a prendere il pennarello, firmo in diretta, vai? intanto intrattieni il pubblico. Che cavolo, vai. E allora siamo rimasti noi, io e voi pubblico. E adesso Tinti va lì. Che vi devo dire? Come state voi? Interagite, ditemi come va. Nozze d'oro, Tinti da bene. Sì, sono nozze d'oro, effettivamente. Sono 50 puntate. Il pennarello ovviamente sì, non c'è, quindi probabilmente filmerà con il sangue, ma Twitch no, ma dipende da Tinti, deve comprarsi un computer nuovo che supporti eventualmente questa cosa di Twitch, cioè questa cosa lui vuole dire le parole proibite, però senza insultare la categoria, come dire, correlata a quel nome, però insomma. Dove lo dovrei firmare secondo voi? Al centro Allora, o... io scriverei dove è scritto Tintoria, Daniele sopra, così viene Daniele Tintoria, secondo me. Va bene, mi hai convinto. Qua. Sì, sopra, dove c'è il bianco, sì. Sì, sono sempre in quasi tutte le puntate sono stato presente. Mi chiedono: "Sei stato sempre presente in tutte le puntate sul divano non inquadrato?" Generalmente sì, ma più che altro perché così almeno mi vedevo live la puntata e non me la vedevo online, così non facevo fare visualizzazioni a Tinti. Ehm, Però sì, spesso quando poi fanno riferimento ci sto, a volte invece non ci stavo. Domani vado a Verissimo al posto della Toffanin, sì, sì, e non solo come qui, insomma, ho preso il posto, ho preso possesso anche della casa a un certo punto di Tinti, anche lì prenderò possesso della casa della Toffanin, quindi diventerò la moglie di Pier Silvio Berlusconi. Aspetta, faccio vedere forse quello che ho fatto. Facci vedere. A sport come sei schillato? Io non sono schillaci, no, non sono schillato, ho Si fatto vede? No. non tanto. Piccolissima l'hai fatta, come sei umile. Va bene. Sì, sì, un Vabbè, po' si vede. comunque No, non sono schillato comunque in sport, ho fatto un po' c'ho di scritto la squagliaccio. data, Daniele e poi hashtag 50. Oh, bello, Vedi che molto bello. bello. Va Bene. bene. Ragazzi e ragazze, grazie mille a tutti, grazie mille Stefano, veramente. Grazie a te. Noi ci vediamo quando? Martedì? Martedì alle 19 per la prossima 19 con puntata, per la un nuovo puntata numero ospite. 51, incredibile. Tra l'altro, 51. ospite bomba martedì, tra l'altro. Non Ah, diciamo altro, presto verrà svelato l'ospite bomba. Ah, chissà, in tutto questo state state pure connessi perché io dovrei caricare forse lunedì o domenica un video in cui faccio stand up. Però vediamo. vediamo Vedi- come va. Vediamo come va. Ciao a tutti, ciao a tutte, ci vediamo alla prossima puntata.